けのたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手な教えに笑えない笑顔を見せたハレルユのろくに岩に口下手でそんなに大きいよなのにどうしてさよならは言えたいのダメダメダメよダメなのよあなたが好きで過ぎすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたいMa gli gnomi non ci sono. Stanno nei boschi. Non ne Un posso. sacco si chiama. バカみたいほんとバカねあんた信じるばかりで強に女のふり切なさな夜風浴びる一人になって3年が過ぎ街並みさえも変わりましたなのにどうして未練にだけ置き去りほんまにろくな男がない揃いの指輪外しますざまみろせいせいするわいい加減待ったてもバカみたいダメだねダメよダメなのよあなたが好きで過ぎすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたいほんまにろくな男やない揃いの指輪外しますざまみろせいせいするわなんなのよこの涙バカみたいEccoci qua, buonasera. Allora, Sega a tutti. intanto stacchiamo questo. Il prode Gianmarcone, per figura e per cognome, non ha visto i trailer di Pokémon oggi. Allora, Ho visto, non so proprio niente del Direct.
Allora, Gianmarco, ti facciamo un test veloce del direct, bello veloce, veloce. Allora, facciamo subito. Ricordiamoci, io stasera da mezzanotte potevo giocare a Monster Hunter e sono qui. Lei è una brava persona, sono soprattutto sempre a qui. mezzanotte è una brava persona. Bravo. Allora, allora, Eh? aspetta, facciamo così, così si vede meglio. Allora, Gianmarco, Sì, Pokémon Presents vai. di oggi. Allora, Gianmarco. Spara il presenza. Allora, presidente, annunci di cose, cartone animato Una su bella Netflix, montezza, sì, ok. Bello, Pokégioco, bellissimo. Pokégioco, Pantano, Pokémon Unite. Pokémon Unite, Pokémon Carzel. queste sono le carte. Era Poi Carzel. appare lui, ci sono le cover Maronna mia, per lui assurdo. e poi c'è questo video qua. Allora, Gianmarco, Non questo è c'è la chat, lo importante. girano i carte. Questo è importante. Allora, vediamo. Capiamo un secondo. Yeah. Yeah. Pokémon Stadium. Tutti bellissimi giochi di Pokémon. Quando ancora era un bel brand. Yesol. E c'è il Battle cazzo. Cosa sto vedendo? Lo zio. Cos'è questa roba? Le immagini non sono tratte dal gioco. Perfetto. Quindi il gioco non... Però diciamo dovrebbe essere un Pokémon Stadium giocabile da Switch e da smartphone. Da Switch ok, smartphone mi brucia il telefono, quindi non si può fare purtroppo. Però Quindi comunque si deve cercare un po' di capire altre cose. Quello che è stato detto è che comunque si possono usare i Pokémon dalla banca Pokémon, eccetera, eccetera. Quindi è un Pokémon Stadium 2.0, mettiamola così. le mega, ovviamente. Sì, c'è tutto, tutto. il pacchetto. Tutto il pacchetto completo, tutto. Ok. Ecco qua. E si chiama Pokémon Champions. È la Champions League dei Pokémon. In fase di sviluppo. Ciao. Quindi diamo per scontato che sia anche per Switch 2 a questo punto, perché... Ok, poi... Possiamo arrivare alla roba sono cose. interessante. E poi c'è... Altre cose, altre cose, altre cose. E poi, ecco qua. La moneta. Allora, no, allora, Gianmarco, ti dico... Sai Peppino? Peppino che era sempre incazzato con Pokémon da tempo, lo sai? Si è visto questo trailer oggi, non ha detto è bello, guarda, guarda, una possibilità forse gliela do. Quindi già conoscendo Tanto Peppino, peggio già è di tanto. Scarlatto e Violetto non posso. No, questo Gianmarco, Non posso. Gianmarco, Peggio. ti sa... No, 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 Gianmarco, guarda video, guarda video, Vediamo. guarda video, guarda video. Allora, lo stile grafico dei personaggi è quello. Inutile La parlare. qualità non è cambiata minimamente. Ma No, io mi baso sul lato tecnico, perché il gioco poi so che mi può piacere. Poi devo capire il lato tecnico del titolo. Vedi, full merda. Poi già Totodile. sono incazzato come un... Totodile già scelto una biscia siciliana. definitivamente. Allora, il sistema è quello di Pokémon Leggende. Beh, Puoi esplorare la città in vari Assassin's modi. Creed. Meglio. Meglio. Meglio, sì. Super salto, ok. E fai i fight. Rivals. Ok. Ok, schiva il colpo, ti muovi questi. Ok, va bene. Teoricamente. Vabbè, sì, non c'è bisogno che ti muovi anche tu, però. Queste, vabbè, io godo perché devo vedere le mega nuove. Questa è la cosa che più mi interessa del gioco. La sorella del tipo, immagino. Ok, c'era Tanti personaggi. Ah, Z. È proprio lui. Sì, sì, sì. Che è fottuto l'audio. Sì, si stava un attimo settando. Mo ritornerà normale, secondo me ogni C'era tanto lo fa. Sì, Zidane. sì, sì. Ecco qua. C'era Zidane. Quindi è proprio lui medesimo di persona.
Allora, Pokemon Legends ZA is a new title in the Pokemon series. The story takes place in Lumio City, the largest city in the Kalos region. Prism Tower stands tall at the center of this city of beautiful vistas. non si vede These più il days, video. Lumios is undergoing a high-tech urban redevelopment plan to turn it into Ecco a qua. city that people and Pokemon truly share. After you arrive in Lumio City to see the sights, you'll meet 3 Pokemon, one of which will become your Ah? first partner, Una visita turistica. Chikorita. Vabbè, sei là. Ciccoli, date di che Totodile, perché Sì. due dalla stessa Sì. generazione e un orfano. Totodile, sì. Totodile è bellissimo, ma è la scelta, Allora. la scelta. Gianmarco, attenzione, tu osserva. Colorful character. When you arrive in Lumios, you'll meet a new friend and ally, either Urbane or Tawny. Ah, Rio? C'hai la cosa del rivale del sesso opposto, vabbè. Salve. Proprio a Z. Lumios's redevelopment is being managed by Quasartico Inc. C'era il dubbio che fosse lui proprio. Ah, Vabbè. c'è Aviona, grande Aviona. E Muscat. The different people you meet will make your time in Lumios all the richer. Sì, Allora, To help people and Pokemon coexist, the city has set up wild zones. These areas, located throughout Lumios, give wild Pokemon habitats where they can thrive. To catch cioè le one of zone these da wild esplorare Pokemon, tra la aim città. carefully. Della Then scopa. throw a Pokeball. Un bel fletchling If violento, you're ci having a sta. hard time catching one, have one of your Pokemon use its moves to weaken the target, making it easier to catch. Notato qualcosa, Gianmarco? No, che mi sono perso? Aspetta, te lo fa notare meglio. This game offers a style of Pokemon battling not seen in previous titles. Ok. Ah, il primo. Moves can have a longer or Pistola shorter qua, reach, or ok. different Cioè le abilità da attivare tu in tempo reale. Qua. Ok, ok. Questo mi può già piacere. Questo Già un attimino più... già lo posso apprezzare questo. Io ancora vorrei il lancia il Pokémon e io controllo proprio il Pokémon e faccio io gli attacchi. Vabbè, però al momento così sembra... Già un inizio per una Sembra cosa- simpatico sì, così. Sì, veramente mega nuova, non me la farai mai vedere qua. Oi, Omi, bonsoir. Meteo. Oi, Meteo. Ciao, Gere. Quindi dai, almeno... No, sì, assolutamente. Questo già lo posso apprezzare un po' di più. Sembra anche un motore grafico migliore di quello di Scarlet, ma non è che ci voleva tantissimo Sì. là. Sì. Sì, ma almeno non far cagare come quello di Scarlatto e Violetto. Che cos'è quel coso? È È un gigalino così. Zygarde, sì. Pokemon Legends ZA. Coming late 2025. Quindi su Switch e su Switch 2 molto probabilmente. Che cos'è? Oh. Giustamente ci sarà anche la modalità torre lotta e tutto il resto appresso. Ok. Ci sta. E questo è Gianmarco. Fatto. Finito. Io una cosa non capisco. Fatto. Perché hanno dovuto fare l'unica cosa bella che c'era, che avevano messo in questi giochi nuovi, era vi mettiamo 3 starter da 3 generazioni diverse e li facciamo forme nuove qua Totodile e Chikorita, perché sin da quello l'abbiamo fatto prima. A me, visto che Totodile è uno dei Ma miei pure preferiti, io prenderò vedo Totodile. ma posso, Anche che c'avrà tranquillo. la mega evoluzione, lo zii, perché Sì, c'avrà la sì, mega. per forza. Quindi, però perché? Allora, a me ti Non ripeto, fa così come ho bug. detto con Giuseppe, Pokémon Legend Arceus è quello che mi è l'unico gioco Pokémon che dopo tanto tempo mi ha È divertito. simpatico. Questo sembra quello fatto un pochino meglio, bravo. con un battle system nuovo per Pokémon ed è un attimino da provare perché potrebbe essere Sì. interessante. E sinceramente, ma No, tanto meglio così. Allora, l'ho detto, non può fare più schifo di Scarlatto e No, Non è no, possibile. ma è Io non ci voglio proprio credere che umanamente ci riescono. impossibile farlo. Non è possibile così. Non diciamo castroneria. Io non capisco quelle castroneria. persone che hanno comprato Pokémon Scarlatto e Violetto, Dai. non le capisco. Facciamo i Seril. Dai, facciamo le persone chi ha comprato Pokémon Scarlatto e Violetto? Voglio i nomi, voglio. Parlare ora. Bravi, O fate i tacere per nomi. sempre. Se poi c'è qualcuno che ne ha comprate pure 2, voi siete i peggiori. Sì, dei page.
Pure se lo stavate facendo con dei buoni propositi, avete sbagliato. Errore. Motore grafico però sentendo 6 toni è lo stesso. Sì, ma si vede che l'impostazione è quella. Però già rispetto pure al primo trailer di Scarlatto e Violetto, qua già almeno non si sono visti Ecco, rallentamenti e bravo. bug già dal primissimo video. Quindi già, ringraziando il Signore, una piccola lezione l'hanno capita. Tanto più che altro è interessante capire quando esce Switch 2, perché questo titolo a sto punto io personalmente, se ho la possibilità, non lo provo su Switch 1 ma lo provo su Switch 2. A quel punto. Tu intanto balla, fai le tue cose. Il sistema di combattimento mi sembra divertente, ma gli voglio mettere le manine sopra. No. È una cosa più alle battaglie di Pokémon più vere, il Pokémon si muove di più, non è fermo là a prendere i cazzotti in bocca. Vabbè, ci sono quelle facilitazioni No. col teletrasporto, queste cose qua per andare sui tetti, però vabbè. Fai più una corda con lui che sale, ecco, già Montacarichi, sarebbe stato un sfizioso. montacarichi, ma l'animazione così divento pixel e vado sopra. Ci sono anche gli ascensori esterni, Meh, volendo. meh. Nostro amico. Fai un Pokémon che ti tira su volando. Meh, meh. Mettevi un Pokémon là che lavora proprio e fa questo di mestiere. Che Lo spostatore di Ma pure persone. un Mr. Mime che usa psichico e mi fa salire. Così. Allora, vediamo un po'. Che cosa dobbiamo fare noi qua? Fare grande fava. No, poppare grande fava, no. No, vabbè, ma nei giorni liberi, nei giorni liberi. Aspetta, aspetta, fammi vedere però se possiamo chiamare l'insegnante adesso. Aspetta, aspetta. Ok. Ecco, ecco, iniziamo con la maid a posto. Eccola. 5.000 yen, va bene. No, per un chinotto. No, per un chinotto, per no, le Ho camicie. capito male. Ho capito male. Molto Posso bene. vedere. Ecco qua. Zio, salve, vedi, passa una che sembra la nostra professoressa vestita da maid. Tu non ci pensa. Tu fate Vai cazzo. tranquillo. Allora, che genere di ragazzo sei? Siamo un maniaco sessuale. Non credo proprio. No? Vai. Come ti sei opposto al professor Kamoshida, sembri onesto e con un forte senso di giustizia. Ok, hai chiamato chiedendo espressamente di me? Sì, professoressa. Le risposte sono: mi sentivo solo, non ho amici. Mi sentivo solo, mi sentivo solo. No, no, amici non è vero, ce l'abbiamo gli amici. Giustamente. Oh, di tanto in tanto ti farò saltare le lezioni. Professoressa, ma tu che stai dicendo? No, no, professoressa, ma quando ma? Ma non pensate proprio? Va benissimo. Va benissimo. Non è nessun problema. Ho stretto un patto con Kawakami. Ecco. Tu come facevi ad assentarti la bisogno di mattina a una fare notara? i colpi? La professoressa mi faceva uscire. La professoressa mi ha schinottato più e più volte. E pensare che hai commesso tutti quei reati frequentando la scuola, quindi c'era qualcuno all'interno della scuola che ti copriva. Cosa hai da dire al riguardo? Colpa mia che l'insegnante fa la maid. Scusami, Non l'ho fatto io. non è colpa nostra. Non gliel'abbiamo detto noi. Non l'ho fatto io. Non è colpa di nessuno. Temperanza. Ah, temperanza. Ti permette di svolgere varie attività durante le lezioni di Kawakami, quindi possiamo un pochino battere la fiacca. Oh yeah. Allora, però dobbiamo vedere il prossimo cosa ci dà. Va bene, professoressa.
Ah, giustamente non la chiamano spesso a lei. No! Volevo dire mai accaduto una stagione avanti con la trama di cacciato. No, no, fermi. No, maestro, stia fermo, maestro. Domani. Sì, sì. Domani. Domani arriveranno tutte le risposte in un modo o nell'altro. Domani grande giorno. Io penso che se sopravvivo a domani... A posto. Noi già ora, sì. In realtà meglio anche noi da mezzanotte potremmo già giocare su console. Però, domani. Domani. Cioè, tu devi scaricare comunque altri 18 giga di patch, medio. Quindi ti ci vorranno almeno altri 6 mesi. Io penso domani mattina avvio, gli faccio fare il resto della scaricata. Funkel, bravo. Dopo fatto là, me lo setto, me lo aggiusto. E si Monster Hunter. Ecco qua, siamo a scuola. Eccoci qua. Sponsor. まとめると番組制作費を集めるため局としては視聴率が大変重要なわけで Sorpresa ha finito oggi alle 16. Mamma mia, sei potentissimo. Però ti mancano comunque la patch dei One. Quindi... E quindi sì, ci vorrà un altro po'. C'è un altro po', vedo. In teoria. Poi non so se hanno già compresa. 夜は美人の女子アナさんが出る報道番組が流れたりつまり編成部というのは何時にどの番組を放送するかを決めるところで番組の編成を決める場所ということになりましたね Pangumi. Bello Pangumi. Nome di un Pangumi. programma, sì, sì, sì. Ha ragione. 収録された映像は見せ場だけ切り取って放送時 Sì, 間の grazie per l'info. Giustamente sta spiegando come funziona uno studio televisivo, vabbè, 編 vabbè. 集室ってことになりますおい Nessuno si rende conto del gatto. Sì, ti conviene alla fine. Maleducato. Giornalista famoso. E sti cazzi? すみませんすぐ撤収させますからはーい次は現場体験ですくっそあのさ何様だよ君テレビ出てみたくない は Ho capito, subito. Subito all'attacco. Vabbè, ma ci sta. Mi sembra un pochino esagerato. 今見学中なんで興味出たら連絡してよ君の連絡なら昼夜問わず大歓迎だからはあ何が大歓迎 Molto piacere un cane. 心満喫じゃねえかどいつも外見ばっかで腐ったおとなしく Diglielo. 心引っこ抜いてやるか草 Giugi, anche un po' meno, 出すな真面目な生徒のふりしない Esatto, bravi studenti. Bravi e tranquilli. Nessuno nota il gatto. Ehi, Milfona. 問題だけは起こさないでよじゃまあ亀足体験してもらうねああ亀足アシスタントってこと Camea, ha detto, Camea. 時にケーブルが絡まないようにさばいてそこの金髪くんでいいや元気が Ecco. 溜まってるみたいだし Si è vendicato. 欲しけりゃ隣の彼 Era sogno di essere così cattivi. さばいてくそ最悪だよなあめんどくせえテンション Mendocuse. No, Ryuji. Dai, è finita la giornata, dai. È venuta Zazzanella. Allora, Zazzanella. Cazzo si dice. The Zeizenel. Zaznella. The Zeizenel, sì. 俺ら逆だろ Vabbè. なんで Allora. されるわけ全然すっきりしねえ便所行ってもすっきりしねえぞこれ Benji e Kazui. 声でかいからまあ気持ちはわかるけどお互い災難だったねこんなのが明日もあんのかよサボるんじゃねえぞリュウジ Va. Sminchiato l'audio di nuovo. Va bene, Gianmarco, guarda. No, già fatto proprio, sì. Vai. そういえば今日現地解散なんだって日頃あんま来ない Così, 高校来た per し ridere. 気晴らしにどっ Una か行 puttana. きたいない Ma saranno gli gnomi. Armati d'ascia, sì. Possono essere gli cazzo di gnomi. Sì. Ho visto e c'erano i gnomi. No, dai, così no. Ma così parlava. ドームタウン
c'erano gli omini, 5 omini. あと周りは遊園地。ビル街の真ん中なのに結構ガチな絶叫マシーンとかあるよね。よし、挑戦だ。我が輩の男気見せてやる。別に絶叫マシーン乗れたからって男気感じないけどね。その前に猫乗れねえ。 Ma boh, ma Morgana entra ovunque, quindi il problema non c'è. カバンに閉じこもってりゃバレねえかもだが、絶対ゲロ酔いすんぜ。けど行ってみっか、ドームタウン。なんか行きたくなってきたわ。私もジェットコースターのお腹になった。我が輩、別にゲロ酔いマシーンじゃなくても。失礼。その服、囚人の学生さんです。 Salve. 何？たまたま近くを通ったんで挨拶でもって。明日一緒に出演するから。なあ、僕、明智五郎。 Lui è Goro Akechi. Salve. Salve. Salve Goro Akechi. Yagami, praticamente uguale, cazzo, a Light. 何回かテレビに出させてもらっただけだよ。ごめん、本当に通りかかっただけなんだ。もう行かないと。明日の打ち合わせなんだ。これからケーキ食べに行くのかい？僕もお腹空いたよ。お昼食べ損ねてさ。あ？ケーキ？何の話？ あれ？違ったかな？美味しそうな。 Forse mi sbagliavo, credevo di aver sentito parlare di pancake. Va bene, va bene, va bene, tutto a posto. Successo niente. Successo qualcosa, Gianmarco? 駆け出しの芸人かなんかだな。 No, per l'amor di Tuo Dio. fratello mi prese per il culo per un sacco di tempo. Su sta cosa? Perché io non me ne accorsi. どうせ明日すぐ会うんだしよ。 Non ci- Vabbè. Infatti fu ancora più divertente la mia reaction. Gianmarco, Persona 4 ce l'ha insegnato. Bisogna arrivare alla verità. Mai fermarsi alle apparenze e ragionare su quello che... E visto come un dettaglio che comunque ti viene buttato in faccia, Certo. però tu non ci ragioni in quel momento, fa la differenza. なあ、ゲロ酔いマシーンやめてケーキにしない？ Allora, Morgana. Ok, abbiamo sbloccato il parco giochi. マジ酔った。だから我が輩が言ったんだ。お前、こういう時だけ猫って言い訳使いやがって。そんなことよりさ、お腹すかない？なんか食べてく？パンケーキとか。明日も Pancake, sì. Pancake. Pancake, sì, ci sta. Allora, さてと。 domani alla stazione TV ci riprenderanno. Va bene. Allora, Cruciverbone? No. Madarame ha sorpreso il mondo dell'arte perché sta confessando tutti i suoi crimini. Bravo. Bravo Madarame. Allora, volendo vedere un po' i confidence. Non Kazumi. Faccende domestiche, puoi chiedere a Kawakami di prepararti il caffè o farti il bucato. Quindi la metti a farmare un attimo di cose. Beh, Allora, temperanza. Temperanza noi abbiamo qualcosa. The Temperance, niente. Allora, 囚人。 capito, ma non mi sembra il modo di prendere a calci in culo una persona così. Allora, ジュスティーヌ。 dobbiamo registrare qualcosa, no? 閲覧なさい。 Qual era il Temperance. Temperance. Hermit, Fortune Force, Temperance. Ok. 1, 2, 3, 4, 4000, ok. 終わりですか？ Ce lo iniziamo a mettere. せいぜいあがけよ。 Prossimi giorni ci mettiamo qua. Quando arriviamo al livello 20-30 ci mettiamo e ci iniziamo a togliere un paio di cose da mezzo qui. Decisamente. Allora, quindi noi potremmo richiamarla. Se no c'è Iwai e l'oratore di strada. Iwai non lo possiamo sbloccare ancora.
Allora, proviamo a fare così. Mica possiamo richiamarla l'insegnante già adesso? じゃあね Ok, aspetta, quando ha detto che lavoro ho saltato un rigo. Lavoro solo di venerdì e sabato sera. Quindi venerdì e sabato ci dobbiamo ricordare di lei e portare lei al massimo nel minor tempo possibile. Va bene. Quindi adesso è giovedì. Domani sera. Giovedì sera per stasera a sto punto. Vediamo un po' se lui vuole fare La qualcosa. cosa che voglio in Persona 6 è un'agenda dove io mi posso segnare le cose. Così Calendario mi avanzato. così mi segno quando ci stanno i PG. Mi faccio una bella scheda, faccio ok, oggi ti posso vedere. Voglio entrare in politica. Vabbè. Ok, comunque ti stiamo dando una mano, va bene. 仕事はない保証がない蓄えもできない未来を担うはずの若者が未来を描けないでいるのです何ぶつかってんだよクソガキ Non vi incazzate. これはいかんな Oh. もちろんだ喧嘩はやめなさい大した理由で Oh, もない però ti hanno ascoltato. 争いにしてどうするんですてめえが関係ないだろお前リアルにうるせえんだよなんなんだこいつ Comunque lui voleva solo mettere pace e l'avete mandato a fare in culo così. Va bene. さんと共に未来を作りたい Brutte persone. Ma boh, non lo so. ムカつくぜダメトラが何偉そうに顔だってんだ Tora buono a nulla. 誰がお前なんかを当選させるかまた金ちょろまかすのか Sta già pianificando la prossima sottrazione di fondi? Ah, quindi tu hai ciullato i soldi? Hai fatto il pull? O t'hanno buttato dentro? O ti hanno pullato, quindi? やってしまったな Ostruzione alla campagna. 選挙公示前にそんなことは言えないが、まあ、ともかくダメトラと怒鳴られ Come lo chiamano Tora buono a nulla, lui va nel panico, ok. 20年来のトラウマがあってね Quindi 20 anni fa. 君に Eh, は no. 伝えておく Stasera va così. No, va bene, va bene. C'è È un segnale. così. Cioè, Marco, vuoi dire qualcosa? No. E che vuoi dire? C'è Ora, Pokémon ZA che dice tutto per me. 当選したもう Come lo nomini, torna. 当時の私 Mi scusi Yoshida, ma qua all'improvviso l'audio va e viene, si cambiano cose. 人間として未熟だったその未熟さから派手な連続スキャンダル Ma è stato invischiato in una serie di gravi scandali politici. E questo. La gente li chiama i 3 strike di Tora buono a nulla. Poverino. 体を欠席これがワンアウト Allora, la prima volta ha saltato una 使い込みが判明 sua presenza in luoghi importanti perché era in festa. L'altra volta ha fatto una cosa. バカと呼ぶ Poi ha dato dell'idiota a un elettore durante un dibattito. Quindi arrivederci e tanti saluti. Arrivederci, grazie. の烙印を押されたんだ君は議員になりたいと言ったが私はこの通りの人間だ Un passato discutibile, accusato di appropriazione indebita, tuttavia ha delle convinzioni e vuole cambiare il mondo. L'abilità di esprimersi in pubblico potrebbe tornare utile ai ladri, dunque mi accorderò con lui. Ok. 指導を受けたいのか Sembra determinato. そう言ってくれるのは嬉しいが当選の見込みもないと言われる男だぞなぜ私なんだ Perché sei un PG skinnato. Non glielo dovevi dire, hai fatto emozionare. Hai visto? Mi piace la sua tecnica. Mi piace la tua testa. Anche a lui. Ma perché fa così stasera? No, ma perché? Mannaggia. 最も大切なのは Oddio, un segnale. L'ingrediente principale per fare un bel discorso è credere in se stessi. 人を信じてみるか Forse un giorno tornerò a credere in me stesso. 一本取られてしまったね君は不思議な子だ Dai, altro social link, dai. よし Dacci abilità, dai. こんな私のエン Tu ジ chi ン sei? でいいなら Goku non lo sai. No, Goku è lui. 代わり君には今後も手伝いを頼む Ah, ok. È lui. Che è canonico.
Ah, in questo caso sì. Ma forse anche guarda, Dozzi, è uscita un'altra cosa oggi, Dozzi. Che cosa? Ah, aspetta, faccio parlare prima qua che è più importante e poi ti spiego, Dozzi, stanno facendo un macello, Dozzi, mamma mia. Dov'è che non fanno macello? Già Ma mo- Dozzi Toriyama secondo me sta piangendo dal lato dove ci sta guardando. 予告までして劇場型の犯罪を演出するここが君 Sì, avevamo anche l'appoggio politico. Ma mi metti un po' d'acqua? per piacere? Certo, Fulton. 人心を動かす弁 Un adulto però, magari abile a smuovere gli animi con le parole, potrebbe averti istruito. Un giovane maestro. そうなんでしょ Allora, lui ci sblocca l'arcano del sole e ci sblocca come abilità le coppole di minchia al Ah, momento. ma fanculo. Almeno al primo livello una cosina me la devi dare. 実現させようじゃないかと少し話し込んでしまったか Allora, 今日はこの辺りにしておこう ti ho avuto acqua dalla mano? Da sopra? A me è sembrato, non vorrei... Gianmarco, No, guarda, Gianmarco, da mo... Allora, per le prossime 24 ore non ci facciamo domande, veramente, veramente. Tutto a posto. Poi dopo ti racconto offline cosa è successo oggi di para e normale. no, Io sono merda. rimasto 10 minuti così ho Ignometti. detto no, no, Gianmarco. No, 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 no. Ok, peccato. Ah, ti stavo dicendo, che è successo? Ok, lui tiene i discorsi la domenica, quindi la domenica dobbiamo andare da lui. Televendita e così. Così, la pagina ufficiale di Dragon Ball proprio stavolta. perché Ok. ha postato un panel del manga. Il manga e l'anime di Super sono scollegati. Super, però il manga è andato avanti da No, questa cosa la so. Questa cosa Quindi la hanno so. postato manga, bella questa, casualmente è proprio la saga che viene dopo la fine di Super. Avete visto che bello questo panel? Questa... Così, mo, sì dai, ma finisce così. E loro prendono e fanno e arriva Super 2. Io non so più che dire a quel punto. No, Io non so come avete fatto. Come avete fatto? E in Super 2 mettono il collegamento per Daima e così si sminchia Perché tutto. il Super Sangue in realtà. Ah, sì. Ma mo Super Saiyan 4 è canonico oppure no? Sì, però no. Perché poi si so scorda. No. Vabbè. Lo zio, non so più che dire. No, vabbè, l'importante è avere le idee chiare, Non ce le ha. concise. Non ce Non l'ha. ce le ha. でしょうか Io voglio credere che il maestro non abbia approvato questi collegamenti. Io voglio vivere così. ズバリ聞いちゃうけどさ正義の回答どう思う Cosa ne pensi dei ladri fantasma? ヒーローならいてほしいですよ Oh, spera che esistano i ladri fantasma. Ma che bravo Giovincello, eh. Ma che bravo sto ragazzo. これでも僕サンタクロースとか実在したらいいのにって未だに時々考えますからまあ本当の本当に実在したら住居本当の本当にですけど Picchiamo le palle. Detective Conan も qua. し仮に本当に Mo sta parlando un attimo più. Si è staccata pure la musica. 僕は法で裁かれる Ah, dovrebbero Ehi, essere processati, ehi, attenzione. キリ言うね彼らのやってることは犯罪ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が Scusami. たっていう人もいるけどまだらめ画伯のしたことは許されない罪ですでもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死 Non l'hanno giudicato, hanno avuto delle prove che faceva questo e sono intervenuti. Cioè hanno fatto quello che conta, punto. 人間が一番やっちゃいけないことですよなるほど確かにね自分から怪盗なんて名乗る連中だもんね相変わらずすごいねカリスマっていうかなんか Che se fa- ちゃうよねこれで怪盗が本当は実在してなかったらお恥ずかしいですね No, non esiste, non ti preoccupare. 高校生活最後の自由研究 Non esistono i ladri fantasma. では No, non esistono i ladri の fantasma. 高校生たちにも回答について聞いてみましょうまずは回答は実在すると思う方お手元のスイッチをどうぞ実在するに決まってんだろ Ryuji, zitto. Zitto, Ryuji, zitto. 17%. Ah, perché... くらいかな Va bene. 明智君 Vabbè. どう Io leggo 17 là, lui dice 30. Vabbè. Oh, il 30% della gente che ha votato. E quel 17 lì cos'è? Eh, Numero di No, partecipanti?
le persone che hanno votato che esistono sono 17. Ah, e sono il ok, 30% allora avevo della capito platea. bene. Salve, sono il capo dei ladri fantasma, sono il boss. Sono proprio io. Gioca. Cioè, tu poi mettiti nei panni di questa giornalista, ha l'articolo dell'anno a portata di mano, però non lo sa. Ragazzi, sono necessari. Sono necessari. Oh, i Tiger, Ciao Gabri. bonsoir, Buonasera bello. fanno più della polizia. No. Attenzione. Frega cazzi che Vedi, proprio... veniamo contro, pezzo di merda. Conan che dei miei stivali. ここまではっきりと回答を肯定するのは興味深い Hai visto quello che ti ho mandato? No, l'ho visto ieri, o me ne hai mandato un altro oggi, perché Discord l'ho aperto prima ma non ho controllato i messaggi. 君の隣に座ってる友達ある日突然彼らが心を変えられたらどうする回答の仕業だとは考えない No, 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 quello là di ieri già l'avevo visto ieri. Ti avevo mandato pure la risposta. Attaccano solo i criminali. なるほどねでもどうしていい Perché io sono il capo. Siamo il capo dei ladri fantasma SPA. 彼らの行いの全部 Fantasma SPA. もっと大きな問題がある気がするんですどういうことかな人の心をどうやって変えたのかってこと Lui si pone il problema, そんな力があるなら自白だけ mettendo il dubbio negli altri, ma loro fanno sta cosa e se la fanno poi in modo cattivo e metti il dubbio nella mente delle persone, Tra l'altro giustamente. c'era stato detto che una persona di nero vestita era andata a parlare con Madarame prima di noi. Esatto, esatto. そういう風の話です E non è un nostro collaboratore. Però lui giustamente dice dovrebbero esistere persone con un simile potere, ma come fai a dimostrarlo? Se vuoi ti facciamo Ah, sta collaborando con la polizia per risolvere il caso, Mamma mia, attenzione, modello tronco. attenzione. 言ってることちょっとそうかもって思っちゃった Ma fanculo. 悪党みたいな言い方しや Actung. 気に食わねえでも警察ってマジ Non so perché. Gianmarco, non Non so. facciamo domande. 自分たちが決めることだ Poi tuca tuca, ha detto pure Sì, Morgana. tuca tuca. Fai il tuca tuca che è meglio. 悪いちょっとトイレすぐ戻っからここで待ってて Va bene, Ryuji, vai a pisciare, vai. もう私先に行ってるからね あ君はさっきの Attenzione. Salve. よかったお礼が言いたくてねやっぱりアンチテーゼがなきゃアウフヘーベンは起こらないごめんごめん君との議論がとても有意義だったってことあんなにはっきりと意見をぶつけてくれる人 Giustamente. È stata bella accesa, sì. 大人たちは若者を利用するばかり同年代は流されるまま肯定するだけ無責任な人々のあまりに多い時代だ君が回答を望むのもわかるよ回答は君の思う通り本当に善意の存在なのかもしれない特別な力を持っているかどうかは今きっと正義感や使命 Quindi perché gli dai contro でも comunque? その正義 Aspetta un attimo. いわば万能感の裏返しだからもし彼らを追い詰める強力な存在が現れる Tu dici. Akechi, non ci hai mai visto affrontare un No, palazzo. è evidente che non ci conosci, cara. Lotterebbero fino alla fine. へえ君やっぱり面白いねこれは議論のしがいがありそうだ Prego. よかったら今後も話を聞かせ Ti て andrebbe bene di continuare a condividere. Vai, vieni, No. vienici. Mi va あり bene. がとう Vieni, 嬉しいよ vieni. 君からは他の人と違う何かを感じるし Sento che in te c'è qualcosa di diverso rispetto agli altri. なんてね Va bene, ci ha preso in simpatia. Sgrodolamenti. Ecco, Eccolo qua. è arrivato. Ciao Francesco. Buonasera. Quindi nel giro di 20 minuti abbiamo fatto 3 nuovi social link. Bene, abbiamo iniziato questa puntata. Bene, bene, Molto bene. molto bene. 警察関係者の誰かと通じていたのかしら Non è vero. No? 一体どういうこと Calmati. No, no. Stai calma che è arrivato pure Francesco. Francesco fa come il lama e poi sputa. Poi ci Come sono sputa? problemi. Francesco sputa. Sputa spesso? E Goro che non ci dà niente. Va bene. そうだ連絡先
の交換しとこう。 Prego. 登録完了っと。それじゃあ近いうちにまたね。 Francesco, che stai 探 facendo? 偵の勘か。 A cosa giochi? Che so che stai giocando. ならねえぜ。 A che giochi? Stai scalpitando per la mezzanotte, Francesco. No, lui no. Lui Sul no? PC alle 6 di mattina. Ah, sul PC alle 6 di mattina. Ah, allora lui si alzerà alle 6 di mattina, a posto. No, deve andare prima al lavoro. Oh, Se sei non mi stato, sbaglio. stato sgrodolato. Se non mi sbaglio, però può essere che mi sbaglio io. Beh, comunque domani mattina alle 6 pure viene. Certo che viene così. Sgrodolamenti, ricordiamo, Una parola, una garanzia. Sto finendo sta merda di arco del torneo del potere. Ah, sta giocando a Sparking. Se l'è preso? Sì. Ah, ok. Vabbè. Vabbè, mi sembra giusto. Ha preso da un noto sito. Istantarg Gaming. Poteva averlo tanto tempo fa, ma abbiamo risolto, no. quindi tutto a posto, tutto a posto. Starà Facciamo giocando finta con di- i gnometti, col miniponi. Sì, Ma sì, perché sì, sì. gnometti al culo al miniponi, Francesco? Siamo degli egoisti come ladri fantasma? No, noi stiamo aiutando la gente nel concreto. Pulton. Noi ci accertiamo che le persone siano colpevoli, gli entriamo nello Spirito Santo e glielo modifichiamo. Averlo. Certo. Avresti potuto averlo. Quindi già abbiamo risolto questo caso, tutto a posto, Francesco. È tutto passato. Tu non sei altro che Troy Bolton, Francesco. E basta. Non Troy McClure. Troy Bolton, Francesco. Allora, E sto. quindi si farà un sondaggio sul sito, va bene. Niente considero. La scoperta della sera, città. così. Quindi vediamo se qua ci dà qualcosa, niente. Allora. Eh sì. Ok. E si rafforza il legame. A posto. Allora, io mi trovo già le risposte. Ok, allora questo dovrebbe essere il rango 2. Quindi dovrebbe essere qua. Ok. Va bene. Per te, padrone, mi coprirei volentieri di polvere. Ma il tuo cuore non soffre vedendo una maid tanto carina che si sporca? Butto- Decisamente non provo nulla. Lo dirò al tuo capo. Qual è quella corretta secondo te? Decisamente. Bravo, decisamente. Anche se la tua stanza è in disordine, padrone, hai un cuore puro. Grazie. Allora vado avanti e completo l'opera. Va bene, io ti ringrazio. Comunque abbiamo sborsato 5.000 yen. Cioè, non è che... Senti, vieni, sì, sto venendo. No, 5.000 yen. A posto. Signorina, noi pagato, lei pulire. Pagato Ok. servizio. Niente. Sei stancato. Vabbè, riposo un poco sul letto. Vabbè. Vabbè. Giustamente lei fa questo e fa l'insegnante. Quindi comunque si sta uccidendo di lavoro. Odore di gatto. Professoressa, allora, non posso negarlo, assolutamente no, oppure che genere di cose? La terza. Allora, che genere di cose fa effetto cinepanettone? In che senso? E In poi, che senso? Quale... che là è più Carlo Verdo, però va bene, va bene. Però, no, la risposta corretta è professoressa, ma quando... Ah, Professoressa, ok. professoressa, ma stai scherzando? So che sono vestita da maid, ma sono la tua insegnante, quindi niente idee strambe. No, assolutamente. Cerco di legare non troppo con gli studenti, vabbè, mi servirebbe un pisolino. 5 minuti, magari 10, magari svegliami domani mattina. Conosci qualche lavoro part-time ben pagato?
Hai bisogno di soldi o a cosa ti servono? No, ha bisogno di soldi? その Ah, per la sorellina che è ammalata, attenzione. No. Pronto? Ah, ok. Questa persona ha preso i soldi dove non andavano presi. No. No. Ah, sbagliato numero adesso non direi. Va bene. Eh, Mm. Mi stai sgridando, l'ho fatto per te, ho chiesto di te. Quella al centro. L'ho L'ho fatto fatto per te. Va bene. Professoressa, non si preoccupi, è una situazione strana, però senza problemi ne veniamo No, fuori, no, tranquillamente. Ok, ottimo. Quindi passiamo al livello 2. E ci manca solo l'ultimo livello per Temperance. l'abilità che ci serve. C'è il follow up, ok. さて Sate, Sa che? sa che è quello prima. Ok. Che ne dici? Beh, hai il numero sbagliato. Ma che cavolo? È una vendita aggressiva? La 3. Bravo Sgrondel. È lei. Cosa sentiamo? Va bene, professoressa, non vi preoccupate. Vabbè, tutto a posto. Vabbè. Vabbè, abbiamo fatto un'opera di bene, eh? Assolutamente sì. Allora, quindi i ladri fantasmi erano i cattivi perché mo il discorso del giovane detective Conan senza occhiali ha fatto il giro. So che lei è una persona famosa e le persone famose muovono i numeri semplicemente dicendo A o B, c'è un problema, però è sabato. Potenti. E rispetta Conan. Sempre Francesco, sempre massimo rispetto per Conanone. No, io Conan lo rispetto e Akechi che l'ho conosciuto da poco ma non è tanto simpatico, dai. No, uno Un po' detective, figlio di... Poi c'è successo una cosa... Io non mi trovo, Gianmarco, No, è successa una cosa su cui non mi Un po' trovo. strana, sì, 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 sì. Francesco Ciucciamelo, Lo ciuccia ogni dì. tutto il dì. Si chiama Francesco il giorno, lo ciuccia il martedì. Lo ciuccia il martedì. Ci sarebbero altre rime con mercoledì, eccetera, eccetera, ma non riesco a farle tutte. すごすぎ Francesco è un bastardo, uno sgrodo. Sgrodo. Ok, noi dovremmo avere delle missioni nei Memento. Sì. Francesco Puppalo. にしても昨日の探偵無 No, Ryujo, non ti incazzare. 俺たちが脅威だだったらてめえは助けられんのかよ Tottoro a te. Attratti. 誰かが助けてやれんだったらこっちも怪盗なんてやってねえんだよ あんた声でかすぎ Effettivamente, Ryuji. Un po' di calma, mi raccomando. してんだから逆にコソコソしてる方が怪しいだろてかさっきから一人でポリポリポリポリ食いやがって Pari 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 pari. Pari pari pari. È andato in loop, è andato. 今のでラストのんきすぎるぜ警察が動き始めたってのに本当なのかなこのまま続けて大丈夫だよね Francesco, Francesco. 怪盗やってられっかよ Da domani finalmente non devo più giocare solo a Tsubasa per intrattenermi. Yakuza purtroppo verrà momentaneamente appeso. Fatto foto. Mia moglie だから羨ま Makoto, signorina Makoto, perché non ti fai i fatti tu? Ma che vuoi, fiducia Makoto? del gruppo, entra, ti accolgo io. どうして取り調べだって思ったの Quanto ti costa un pugno in bocca ti No, non è No. questo il modo Ma in adatto. game.
neanche in game è il modo adatto, si crea il social link, si porta al massimo, si ottiene il corteggiamento. そうか Quindi in cazzottone niente. No, cazzo, Padella? neanche, c'è Per fare la l'arresto. cacca? Peggio, neanche. 何それ Pappagallo? 生徒会長のあんたに Plastica. 鴨志田のこと Dipende se si soffre di incontinenza in quel caso. Giusto. Serve il pappagallo. Giusto. Metti sotto il letto. あの人は本当にいい先生でまあでも生徒会長って先生 Makoto, ma perché pensi all'insegnante? Lascia sta, leva occasione, leva mano. 友達として何をしたの私よりよっぽどあの子の近くにいて何をしてあげたの Non litigate, ehi, 私一人じゃ Bambine? ehi, calma. Io soffro di incontinenti. Ah, proprio tutti. Francesco, cos'è che non hai tu? Ecco, si fa prima questo senso qua. Ha pure un grande fascino, capi? È pure un ragazzo molto avvenente, ち quindi ゃんと出なさい è difficile attaccarlo. Francesco, io ho una domanda da farti. Eccola. Semplice. No, una No, domanda no, di pura no, curiosità. Dai. 大丈夫かな Ma cosa ne pensi di Dragon Age dopo 4 mesi nel stavamo Plus? parlando ieri. Cosa ne pensi? Che poi non ti ho chiesto il tuo punto di vista su questa cosa. Piacerebbe saperlo. 私だって Così, con poche parole. Godo. Prevedibile. Ok. Vabbè, vedi. Fatto domanda. Francesco risponde. Tutto. Francesco, invece cosa ne pensi di Gianmarcone? Dici un po'? 明智のせいかテレビの影響っす C'ho la domanda per triggerare Francesco. Eccola. Bastardo. Ok, Io. allora. Vabbè. Francesco, penso che tu abbia visto il Pokémon Presents di oggi. Cosa ne pensi degli ultimi 2 titoli mostrati? Perché penso sia quelli che possano interessare un pochino anche a te, ben dicendoti che io, Giuseppe e mi permetto di dire anche Gianmarco siamo piacevolmente curiosi di quello che abbiamo visto. Io Tu sono cosa ne curioso del pensi? Combat System, per sottolineare la cosa. Allora, sottolineiamo il Battle System. Cosa ne pensi tu, Francesco? Il PvP mi fa schifo alla merda, Za sembra deludente. Ah, Vabbè. A saperlo mettevamo la scommessa e avevamo vinto qualcosina. Va bene, no, niente soldi. va bene. Però abbiamo vinto il suo amore incondizionato per noi. Z non ti dice proprio niente, Francesco, zero. Ma cosa ci metti un po' di impegno, un po' di immaginazione, un po' di fantasia? A te pare bello Z? Sì. Sì. Con l'ultimo Leggende mi sono divertito, conosco i limiti della situazione e tutto. Io e poi Madonna con i balconi in 2D. È vero. Infatti questo è più da provare sulla Switch 2, non sulla Switch 1, questo a prescindere proprio come concetto base. Però, però, Anche io lo ma a so. me, ok, ma io lo so che in Pokémon ci sono i balconi 2D, perché ha dei difettini grafici, Ah, un paio. dei piccoli limiti, quello oramai Vai. ci hanno fatto callo, Francesco. Poi se c'è un gameplay, un battle system diverso, una cosa un pochino divertente, ma io già guardo Pokémon o balcone 2D. Se mi fanno la base bella carina di Pokémon col battle system funzionante, tentativo te lo do. Te lo do. Si dà un tentativo. Si aspetta più che si avvicina, magari rilasciano una demo di una zona e uno se lo può provare. Perché a scendere di prezzo non scende. No, no, è quando scendono di prezzi i titoli Nintendo. Quando? Quindi è un po' così. ご主人の説得はよろしく Quindi sembra bello? No, non si può con Pokémon Company non si può dire bello. Si può dire frutto. Si può dire frutto, si può dire va bene. Ok, mi hai convinto a vederne ancora. Se mostri cose belle, ok. Se no, scaffa. Me ne batto le palle dopo 20 anni nel 2025 e non mi accontento più di funziona, calcolando pure che il Pokémon con più tempo di sviluppo della storia del franchise è già sai se l'ho pirato. Francesco, e noi potremmo continuare ad avere ragione su questi ragionamenti, ma tanto così farci il fegato amaro da soli non ci porta alla soluzione, quindi non è un accontentarsi per non lottare, è un accontentarsi perché farlo in questo modo
Franci, e poi non abbiamo titoli a cui giocare. って確か前雑誌に Ah, io c'ho questo. 昔の話 Quindi noi abbiamo detto ci interessa, sembra Una simpatico. curiosità la metto, per carità di Dio. Usciranno le anteprime, uscirà qualche altro trailer. Se mi darà qualche altra impressione positiva. Senti, ho buttato 80-90 euro per stronzate, 50 euro per un Pokémon per divertirmi, che poi mi metto a giocare con mia nipote, che glielo prendo anche a lei. Ma sinceramente glieli butto dentro con simpatia. なかったしな友達なんだろここじゃなくて部屋行け Infatti, e battere e giocare. È bello, bello, けどな bello. Esatto. Cioè, se non l'hai mai giocato, giocati Xenoverse, la versione quella, non so se te l'avevo già detto, quello è bellino. Io devo vedere se si può portare su Twitch, perché avevo letto di sta mod di Scarlatto e Ah, Violetta che giocato lo... quello volevo vedere di portare, però non so se si può fare in È live. figo, Francesco, a me è piaciuto. Non so se è piaciuto anche a te, io l'ho apprezzato parecchio. ないっすよ Ma Francesco, non ti arrabbiare, pensa a domani, pensa a Monster Hunter. Pensa a Monster Hunter. Stai ritrovando la pace? もうモナバッグ置きっぱじゃん Attenta a Morgana. いい子じゃないの E belline che mi piacciono di più delle mod più particolari come Pathways oppure Uranium. Ok, non le conosco queste qua, Francesco. Uranium, se non mi sbaglio, l'avevo visto. マジかよ Forse l'avevo sentito, però non sono sicuro. なやばくね Troppo Francesco, uno a Pokémon Company glielo sta dicendo in tutti i modi. Guarda, tu c'hai まあ適当にする un brand che vale tot, però se li fai pure per bene i giochi come si facevano un tempo, tu vendi pure di più. Ti diverti. Poi non li vuoi i soldi? No, ti piglia. Lasciamo stare. Ah, che la cazzo. Fa che è un po' brand io tuo, Pokémon Go. Girata, certo, uno te va da ricere. 勇気与えるどころか不安を与えちゃってるよ C'è il metodo Francesco. Mi piace Bianco 2. Io ti gioco 800 volte Bello. Bianco 2, che è 10.000 volte meglio. Quello si sta giocando Un nuovo magari, non te lo vendi- compro. Non te lo Non compro. te lo do. まずは Bello che mi ha fatto anche contento. Si sta giocando in Azuma e vendi nuovo. Perciò ti voglio bene. Anche se sei un pezzo di merda. 心当たりあるやついね Però ti voglio bene. なし右に同じ E domani c'è Monster Hunter, ya. Domani c'è il nostro- Ya, domani c'è Monster Hunter. リーダー見てるっつうのでもこれって情報なんもねっていうかあれ世間が大騒ぎするような大物のネタとかないしねくっそこれじゃ明智の野郎に言われっぱなしじゃねえかなんだすまん昨日から何も食べてなくてななのに全財産で菓子折り買ったのいくらだったんだよ全財産じゃあとりあえず大物が見つかるまではおとなしく待つしかないってことで歓迎パーティー Potremmo che non abbiamo detto una parolaccia a Francesco. Soca. Ecco, ok, a posto. 実は Tocca. 見つけちゃっ Fatto il saluto? たあれ Quasi no? カセットコンロ No, sta indicando, semplicemente Ha indica. accennato? 我が輩賛成同じ Ah, Francette, la vuoi fare una risata su una cosa che è successa un paio di giorni fa e non ti ho raccontato? おじやで頼む Anche perché eri presente anche tu nel momento della foto, quindi c'è doppia risata. 関係ないから La foto che ho scattato in Giappone, quella davanti all'entrata del tempio col pugno alzato, tu vuoi sapere cosa mi è stato detto di quella foto? で行くからおじさんからお鍋借りといてくれる後で Prova a immaginare il commento peggiore che mi potessero fare a quella foto. 賑やかな歓迎会になりそうだな鍋を借りてコンロも出しておこうぜ Che sembra omosessuale. No. Mi è stato detto, è in quella foto dove si vede palesemente che stai facendo il saluto fascista, Ah, quindi sì, sei di quelle cose lì. Il punto primo, nella foto si vede che è un pugno, quindi Volendo.
Poi addirittura che hai montato una sua, poi ignoranza, si vede che è l'ingresso di un tempio giapponese, quindi ho detto io secondo te andavo in Giappone all'ingresso di un tempio e facevo il saluto. Sì, così mi arrestano Sì, direttamente. sì, E ho detto sì, era una delle mie aspettative di vita proprio fare questa cosa qua, sì, certo. Allora, fatti prestare una pentola. Zio, c'hai la pentola? Visto che dobbiamo fare la festa per festeggiare comunque che abbiamo... pollo. Sì. Madarame l'abbiamo fatto. Cioè, oggigiorno non puoi fare neanche un pugno in una foto che ti danno Subito proprio... demonizzato. Ma poi foto pure visualizzabile, tu premi si fa bella grande, si vede. Poi pugno chiuso, mano alzata così. Penso che ci sia Tu una fatto differenza saluto. visiva, capi? Tu criminale. Tu brutto criminale. Allora, se non troviamo la pentola non si mangia niente. Ah. 2303. Ecco, le due sorelle. Sorelle? Sono sorelle. Per fa schifo pure se lo riassumi. Vabbè, Fece, abbiamo capito che ti piace la scimmia incazzata e super non ti Vabbè. piace. Oggi me l'hai detto solo 12 volte da quando siamo stati Noi mo chiamati. ci stiamo vedendo Daime e ci sta Io non piacendo. lo sopporto più. Non ce la faccio più. È un piagnone. Noi domani se continui. ci riusciamo ad organizzare 2 puntate di Dragon Ball e No. Monster Hunters, ce la facciamo secondo te o è troppo? No, vabbè, mo durano tutte 20 minuti, era solo la prima che durava 40 Ok. minuti. Vabbè, tanto comunque ci teniamo aggiornati perché ci facciamo proprio la seratina. Monster Hunter oggi dobbiamo vedere se si può giocare. Dobbiamo risolvere la situazione là. Francesco, prenditi Dragon Ball Kakarot con i DLC Sì, e tutto. l'ha preso. L'ha Ah, disinstallato ok. dopo un quarto d'ora. Mamma mia, Francesco, mamma mia. Gianmarco Io e Gianmarco ci siamo fatti le meglio serate, mamma mia. cercando di ottenere un fatto oggettivo detto da me impossibile. Si faceva è oggettivo per te, e quello è il problema, perché non è che il tuo parere è condiviso da tutto il mondo ed è per forza così. Ci sono anche altri pareri. Quello è il problema. E la cosa bella è che anche il tuo parere motivato, giusto ed elencato nel modo corretto può essere sbagliato. Poi prendi, gli dico 5 minuti e arrivo su Discord, passate mezz'ora perché dovevo cacare, il modem non è partito. Sì, vabbè. Lucio, Gianmarco, Vabbè. dove sei? Me l'hai detto mezz'ora fa. Poi vado su Discord e manco ci sta. Cioè, vieni poco tu sta gente in merda, rossa. No, gente merda. È un merda. È un merda. Beh, lui come... un po' un Questa è merda. un'altra cosa. Buonasera. Oi Regen, buonasera. Una bella persona, finalmente. Finalmente una persona seria, madonna mia, che bella. Ma Regen, grazie che mi hai salvato. Ma non già faccio chi. Dove sta? Io non posso combattere con la bestia biforcuta così ogni sera, ogni volta della mia vita. Ce la posso fare. Non evocare Satana per piacere. Sta giocando, guarda come gioca, guardalo, guardalo. Attenzione. Vai, sì, Vai, sì, prendi le vai. botte. Sta perdendo? Un casino. Regen, tutto bene? Cioè, viene tu si mangia proprio gameplay chist. Vabbè, vediamo il gameplay. Dai. Cioè, pur di non venire in live, si mette a fare le live tramite WhatsApp. Va bene? Vabbè. Vabbè, no, vabbè, va bene. Ehi, fatti vedere. Fatti vedere ora. Noi qua siamo andati giusto un pochino avanti, non è successo niente di importante. Quindi non ti sei perso niente di che. Tranne solo una delle scene più importanti del gioco. Però va bene, va bene. Dove sei? Tornerà in mente.
Ma dobbiamo vedere solo come spendere meglio i prossimi giorni. E dobbiamo aspettare la mezzanotte. Invece abbiamo un altro oretto. Qua le cuffie continuano a saltare senza problemi. C'è ancora Satanasso No, collegato. attacca, mi ha fatto anche il dito medio e ha attaccato. Solito. Ah, c'è Stone. Poi c'ho un po' il cagotto per le prossime ore, però tutto a posto, tutto a posto. Cosa sta a fare la Brumotti OB? Makoto sospetta di noi. Il giovane detective che ci ha detto letteralmente in faccia: io sospetto di te, è diventato nostro amico e ci vuole continuare a conoscere. Però abbiamo già sbloccato 3 social link almeno. Quindi mo questo è il cambio di fase. Ciò vuol dire nuova zona forse del Memento, nuovi equipaggiamenti e nuove cose. Quindi soldi, arrivederci. Soldi a Dio. Dobbiamo farne molti altri. Oh, attenzione, pelato. これ以上するならあのお金のこと告発しますよ。いいんですか？そんなのお前が勝手にやったって言えば済む話だ。嘘だって私は指示の通りに。俺を誰だと思ってるんだ。そんな。おいお前警察に Allora, aspettatemi un attimo. ガキがいきなり俺に乱暴 Allora ちょっとでも余計なことして Regan, siamo io e te. 分かってんだ。 Io, te e Francesco. Qui la cosa sta andando. E mo aspetteremo, perché dobbiamo aspettare Enzo. Regan, com'è andata la giornata? Dai, spiega un po'. Ah, come mai Reagan bestemmie propositive? Cioè, argomentami, fammi capire un po'. Nella speranza di un nuovo mondo. È un po' light Yagami oggi, Reagan. Bene, bene. Ti vedo carico. Non venivano alcuni valori laboratori. Oh, porca troia. Ah, dai, Regan, domani c'è Monster Hunter, Regan. Domani c'è Monster Hunter. Dai. Io oggi, Regan, no, niente, sono andato al lavoro pure io, in farmacia, tutto a posto. È arrivata un po' di merce, JPEG, come al solito, 19 colli, 20 colli, 30 colli, non abbiamo più dove mettere la roba. Però è andata. Mo' domani, grande mezza giornata, all'1 finisco, si torna a casa e Monster Hunter fino alle 8 di sera, fatto bene. A posto. Fatto. Allora, Direi che ne stavamo parlando un po'. che mi sono perso. Io sto a Roma, beh, Regan, poi torni, ti sistemi con calma. Ti e si fa. accomodi. Ah, ecco. No, ragazzi, mi sono pisciato addosso. Penso E io l'incontinenza l'avevo sempre sospettata di tua, nuovo. Francesco. Quindi sei proprio Cioè sei recidivo proprio su sta cosa. Ma l'ha detto inizio live che eri incontinente. Sì. 突然 Ecco qua. Così è come siamo stati fregati dalla donzella. Vabbè. Vabbè, Francesco. 突き飛ばしま
Ma come gli escono secondo te ogni Non tanto? non so, non so. この人怪我をだそうですよ。それと俺の名前は一切出ないよう処理してくれたまえ。どういう意味かわかるよな。Cioè io a sta persona 2 giorni fa ho detto tu sei una delle persone su cui riporrei di più la mia fiducia e poi entri in live dicendo mi sono pisciato addosso. Vabbè. Io devo rivalutare le mie scelte di vita sotto un certo punto di vista, secondo me. Ognuno è Fai proprio... proprio tempo. Sì, sì, difatti, reghe. Ma Francesco ne ha tanti però. そういうやつの È un esercito. どこのどいつだその男 Io davvero, il mio obiettivo nella vita, a prescindere da come andranno le prossime ore, dovrò lanciare una campagna promozionale per tutti quelli che prendono l'aereo. Quando andate in aeroporto, portatevi una penna, non chiedete la penna a sconosciuti, Mai. che poi vi trovate in situazioni del genere. Poi le prossime ore vediamo come vanno. Però io questo obiettivo lo devo portare a termine nella vita. Pure che faccio un foglio secco a capo di Kin, lo devo No, mettere devo da fare. qualche parte. Che veramente non, cioè, non si può da una penna arrivare a questo. まあ読み Non c'ha senso logico questa cosa. 重なったんじゃな肝心なことが思い出せねえ辛さは我が輩よくわかるぜ被害者の個人情報は保護される。特定は難しいだろうな。それにもう判決が出たんだろう。うまく相手を Stava là con le sue cose, tutto carino, tutto serio, tutto sexy. Mi sono girato e ho detto, ma che bravo ragazzo che sembra. Mi dai una penna per piacere? Cani. Vabbè. 弱ってるやつ助けねえで Canzone. Io sono Francescone. 偉いや Non mi viene con da Reagan. 当てになんねえ Io ciao, è piacere. Quello ha fatto una mossa Francesco al ritorno. Francesco ha rischiato che io venissi sparato ad Abu Dhabi. Ma proprio che io venissi sparato. Tipo da uno sparo. Scendiamo dall'aereo per il cambio ad Abu Dhabi. Mi mette davanti agli occhi 2 foto. Una con lui vestita da Doflamingo. 仕事 E quindi già là tu. がかっこいいしな E poi mi manda una foto dove impersona Zeb89. Ora, io ho iniziato a ridere dal momento in cui mi è stata messa quella foto davanti agli occhi a tradimento, fatto da persone che mentre sei in un volo intercontinentale ti chiamano e ti dicono giochiamo a solo enigmista, facciamo un gioco, sei in trappola, quindi tu dici mamma mia. Cazzo chiappa. Io ho iniziato a ridere dal momento in cui sono uscito dall'aereo fino alla fine dei gate e passavo vicino a persone ben armate e gli ridevo in faccia. Cioè, io avevo le lacrime, non sapevo dove dovevo andare, già, ma quella ha rischiato di farmi uccidere con una mossa del genere. 振り返れるほど Una merda. Sì. Una merda di uomo. 何言ってんだ Putrido fino al midollo. はみ出し者なんて世界中探したってそういるかよてか Tutti quanti poi mi vedevano piangere. Che è successo? Che è successo? メメントス行くんだ Più me lo chiedevano, più mi ritornavano quelle 2 foto davanti agli occhi. Io più ridevo. ちげえね絶対そうに決まってんな E questi sono gli amici che avvisi dei tuoi spostamenti a Tokyo. E tu stai là, gli avvisi. E questi sono i risultati. Vabbè. Questo è quanto. No, questa è la somma di tutto alla I fine. sommi capi. Sì, sì, sì. 怪盗団を助けてんのは我が輩自身のためだ勘違いする Mettetelo come mod. Quale? Cosa? Che cosa vuoi? Nel frattempo 8 c'è. いじけたり選ぶったり忙しいな Ah, mi fa ricordare Francesca cosa. Volevo il mio accendino giapponese. 私 Ce li hanno inculati. Io li avevo preparati tutti per tutti gli amici. Tutti ce l'avevano. Tutti. Ah, Francesco Lo Flamingo vuole come motta. Ci sono dei piani per le emote di Francesco. 俺も成長できる。絵描きと Cioè proprio a tema Francesco. 我が輩が直々に鍛えてやるんだ Eppure questo lo dirò a mezzanotte. Quindi tra un po' ci siamo. C'è un messaggio di chi? 改めてよろしく No, Ah, ok. Francesco, quei Ok. 2 sticker che mi hai mandato oggi, mandali anche a Enzo. Il fruit? Ce no, l'ho il no, no, fruit? no, quei 2 Ah, nuovi. ok. Non hai mai visto Francesco con la maschera di Anne di Persona 5? もうこんな時間 Ma perché mi devo rovinare pure Persona 5? Mo, che ci sto pure giocando, per Dai, piacere. Francescone, dai. って言ってたよ
Manda queste due sticker pazzi, dai. Ma perché? お前が説得したんだろ Io sto aprendo pure WhatsApp. Vabbè, può essere che mo sta giocando un attimo, però quello magari- No, già mandato. Che Già aspetta? Quello già mandato. Eccolo qua. Eh sì. へえいいかもなパンはどうすんの Ecco qua. Quella diventerà un emoticon, quella là. Sì, sì, sì. Tanto Francesco ci autorizza, non ci sono problemi. È mascherato, non si riconosce che è Tanto lui. ormai ha distribuito i nostri dati personali online, quindi... Quindi noi potremmo mettere una sua emoticon così. ぱ広い風呂っていい Giusto, Francesco? あんも来ればよかったんだ Ah, lui mo ci sente. Però non so se scriverà. Francesco, se non No, puoi scrivere, guarda, scrivi. guarda Regan come era vestito, la posa e tutto. Io... 前から気になってたんだ Cioè, era indescrivibile quella cosa. Purtroppo Tafazzi. として Che cosa vuol dire Tafazzi? Oddio, mi sto immaginando Tafazzi con la faccia di Francesco. No, no, no. Oh, che brutto accostamento che ho fatto. Aglia. Tafazzi sono gli esordi di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ah, no, non lo sapevo. Aspetta, ti faccio capire subito che faceva Tafazzi. アンにそれ伝えておく。やめてマジでしかし Ok, no, Gianmarco non conosce Tafazzi. Non va bene sta cosa. Quindi io mo gli farò immaginare questo con il volto di Francesco. 世間の反応を見てると Sì, 考えちまうぜ 確かに ma France, tu ringrazia che non c'ho tempo e non mi posso mettere a pasticciare con l'intelligenza artificiale se non lo facevo il montaggio. どうなんだ 俺がそんな戦略立てられるとでも？聞いた俺がバカだったよ俺は切り込み隊長役っつうかモルガナはあっちの世界専門だしふうそれにしてもあっちんだよどんだけ入れりゃ気がするんだよネットじじい Gianmarco, Tafazzi è lui. 週明けにでも集まろうぜまた連絡 Ma cosa succede? No, ma cosa stiamo? Tafazzi l'ha preso. Lasci stiamo, si può fare qualcosa? Lui faceva questo, punto. Si chiama Le bottiglie sul prepuccio, come è scritto? Reagan sta clippando nel mentre. Tu immagina questo col volto di Francesco che fa così. Che Tafazia. Sì, esatto. Ci sta. Ecco spiegato il tafaziamento. Perfetto, vi Vabbè. ringrazio. Non ne avevo idea, adesso purtroppo lo so. Capito, però questa è casa nostra, Yusuke. Momento, stiamo un attimo calmi, tranquilli. Guarda queste immagini. Ok, le foto del pranzo che abbiamo fatto tutti quanti insieme, va bene. Allora. Non possiamo uscire dal quartiere. Lo possiamo mettere... No. È sabato, si può chiamare di nuovo la prof? No, non possiamo scendere da qua, dobbiamo riposare. Va bene, Yusuke. Ho fatto il menù, domani mi fai trovare questo. Ma vabbè. Oh, attenzione. Ehi, C'è un problema di nasello. sveglia di stronzo. 囚人戻りました主の前だぞ姿勢を正せ Ho capito, mo siamo arrivati. 実に Sono intriganti, sono intriganti. 皆社会から一方的に楽に Giustamente etichettati. 抗うものというわけか気づいているかお前の心も彼らに触発されているようだ、 Io comunque qualcosa che fai sta avendo delle ripercussioni sulla società. あればピカレスク Picareschi. 人の絆をより深める Picaro. Sì, sono tutti dei pezzi di Picaro. となるだろう楽しみにしている Va bene. 私から贈り物だ Dai, Grazie Igor, ci piacciono i doni. dai grande abilità. Questo nasello è piuttosto gentile. 理想の構成に励むがいい
No, sento che il mio legame con Iger Iger. sta migliorando, si sta rafforzando. La capacità della tua riserva di persone sale a 10. Perfetto. Va bene. Qui ne possiamo prendere di più. Allora, noi siamo saliti comunque al 19%. Eccolo. Eccolo, si è attivato. È lui. 怪盗団のこと明智くん察しがいいね。鴨志田とまだらめの事例で何か共通 Mm, ってさ。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追求しないと。怪盗団を否定しているのに怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってあるからね。彼らがいるって考えた方が多くのことに辻褄が合う。これ vabbè, ma è light, guarda, leggermente ha detto omosessuale. la stessa cosa che ho detto io, Reagan, ma tu sei un fratello. そうかもね。 È light, è light. Nella seconda parte di Death Note Sì, con quel detective. でフィクション。現 È un bastardo proprio, guarda, è proprio light. 実カリスマ探偵なんて言われてる身としてはライバル視するなって方が無理。 No, ma quando sei persona cara, gentile, onesta, buona, 怪 saggia, 盗は悪であなたが正 tu 義 lotti contro il male, investighi, Come l'uomo quindi tigre. come l'uomo tigre, però senza una maschera. Senza 正 maschera. 義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。 È l'uomo tigre che lo... そうじゃ Però volevi i pancake prima. Voleva Va bene, va bene, va bene. なんだ君。 Ma 意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。そろそろ始まるな。じゃあね、サイさんによろしく。 beh, arrivederci, signor da detective. Makoto? Allora, Reagan è mia moglie in teoria, Allora. però se vuoi partecipare possiamo fare un po' a turno e ci facciamo strangolare a turno. Io ho da fare un annuncio ufficiale per quanto riguarda la scelta della... Non c'è nessuna scelta. No, aspetta, fammi parlare. Preparo acqua. いえ Dai. 寮に戻 Allora, りしますみんなと昨日一晩 mi è capitato di... Per prendere tutte le gemme in Persona 5X ho fatto tutta quella fase degli appuntamenti che ti ho fatto vedere. 人間を描くなら Ciò mi ha portato ad avere la Harem Route in Persona 5X. Ho scelto, io ho detto io ne scelgo una, esco con lei, che è quella con cui ho scelto la route romantica nel gioco, e non sto considerando le altre. Facendo quella cosa di prendere le gemme prima ha fatto sì che, dopo che è stata a casa del protagonista per prendere un caffè, puntini, 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 待ってるよ彼も si sono trovate tutte le altre giù, hanno pestato a sangue il protagonista lasciandolo a terra. È sangue proprio. La cutscene che ti ho mandato a te, dopo lui si risveglia a terra completamente pestato. Quindi l'Harem Route l'ho vista, non è una bella cosa, non è una bella esperienza. No, non è no. Ok. Io la volevo vedere in un titolo persona. L'hai vista? Cosa l'ho vista, Ok. quindi qua non verrà fatta. L'ho vista, brutta, brutta, È brutta cosa. Brutta Me la cosa. sei cercata oggi. brutta involontaria, stupida, per prendere le gemme e l'avidità. Però Sì, le gemme sono buone. però le gemme sono buone. 人だって才能を盗む Però poi pestato a terra proprio. E noi siamo contro la violenza di ogni genere. Quindi io quante volte parlando di sta cosa ho detto in un titolo persona la volevo vivere. Mi dispiace che l'ho vissuta offline, perché io stavo qua e ho detto no, che cazzo ho combinato qua. 本当にいいのえ Regan, proprio tutte le ragazze presenti nel gioco, tutte lì con il pacchetto di cioccolatini in mano, ma avevi invitato anche me. Oh no. Cheat, no, no, fatta cosa brutta. ほんの少し彩る Il quadro originale comunque lui l'ha ritrovato e ce l'ha donato a noi. そうかじゃあ Quindi abbiamo un quadro multimiliardario. In realtà non più perché c'è Madara. Che ma a questo sì, punto... purtroppo. Però abbiamo l'originale con lui bambino. Però sì. Spiacevole, è molto spiacevole Reagan. Non è bella purtroppo, non fa ridere, non fa per niente ridere. È proprio una cosa brutta, cioè proprio subisci proprio un'aggressione, cioè. Violenza di genere.
No, grazie, già sono accusato, sono stato accusato Esatto. nelle ultime settimane di questo. Grazie mille. Già ho dato. La mia quota negativa già me la sono presa, tutto a posto. Questo giro ci devi fare puffi qua, no. Dai, il quadro resta qua. No, il quadro qua, tranquillo, è un ricordo affettivo. Non abbiamo guadagnato qualcosa di grosso a livello economico come la medaglia nel primo colpo, però comunque abbiamo trovato un alleato, comunque abbiamo capito delle cose e c'è comunque qualcuno che sta andando a parlare e fare cose in questo sottobosco. Avete mai pensato al fatto Quale? che esiste una parola Mm, in italiano per indicare qualcosa fatto in modo un po' raffazzonato, un po' così, ok. che è grossolano, ma se la scomponi viene grossolano. Ok, Quindi questo con la trama di persona, cioè... Però hai visto? Cioè, Ah no, ok, vabbè. grossolano, la scoponi grossolano. Allora ragazzi, Cioè, diteci. Regan, ti rendi conto? C'è un trip assurdo. Così mi è venuto all'improvviso, come Francesco. Gianmarco meriti l'ergastolo. Questo l'ha scritto Francesco, ovviamente. Oh no, ci sono degli scassinatori che si fanno chiamare i ladri fantasma e rubano in casa delle persone. Eh no. No, problemi di copyright. Anche Grodolano, Regan. Fanno Grodi un anno, diventa Grodolano. Vabbè, poi comunque non c'era Allora. bisogno di dire che merito l'ergastolo. Cioè, ho fatto un'analisi del testo. Cioè. Capito, però... un attimo. Vabbè, come tutto a Andando a posto. finire con la faccia nella scrivania. Allora, Vabbè, solo Reagan mi vuole bene, non c'è niente da fare. Bastardi. Per favore, che devo rifare? Che devo rifarmi il cazzo con le... con le game. Con le gire di merda. Hai perso il fight? Suca. Jiren, no! Ah, sì, Jiren, sì, no! sì. Go. Oppure stai facendo... Ah no, aspetta, mi pare che quelli non in stage ci stanno tipo i what if. Mm. Tipo puoi sbloccare delle... Ah, sì, ending, con le se fai la cosa sequel- fatta sì. bene. Stai facendo questa cosa qua, Francesco? Oppure hai preso il cock? Io sai che momento bello ricordo di Francesco, sempre con passione e onore? Vai. Quando eravamo in live, Ok. che lui fece il bulletto, io entro in multiversus e vi meno. Eccola. Francesco Di nuovo. entra, prende gli schiaffi da me, prende gli schiaffi da Gianmarco, finita Mi lì. stanno un po' più Punto. combattuto. Tutto in live, tutto così, in presa diretta. È entrato, preso gli schiaffetti ed anche è gli tornato. gnometti. Anche gli gnometti ha preso. Mamma. No, si è glitchato di nuovo. Francesco. E questa live è su internet, quindi quello che è su internet è una prova, quindi La Reagan è pesante. capita. E si è rifiutato anche di fare il cock rating. Perché io volevo confrontare le misure dei nostri falli. E lui ha detto no. Io preferirei non... No, e ha detto no. Perché non vuole farlo? Fai il cock rating con me. Allora, Regan, vuoi collaborare con me per una cosa? Ti posso fare una domanda seria? Tu che sei una persona seria, rispettata, provieni da conoscenze illustre che conosciamo entrambi. Mi sembri un uomo abbastanza serio per farti una domanda seria. Posso? Invece di fare sempre il pagliaccio, un parere? Voglio chiederti un parere. Pensa che a Francesco. No, a Regan. Allora, mo risolviamo subito una questione che va avanti da tempo. Allora, risposta diretta. Tu hai capito, no, il rapporto che c'è tra me e Francesco, e per quanto lui rompa i coglioni a me e io rompo i coglioni a lui, in realtà ci vogliamo un tantissimo bene, Sempre. giusto? Affetto prima di tutto. Tu questa cosa ce l'hai presente, che questo è il nostro rapporto? Certo. Perfetto. Ok. Ora, è un rapporto grande o piccolo secondo te? Sarà mica grossolano. Grande, ok. Ora, per quanto mi conosci poco, per la base di conoscenze, eccetera, eccetera, si potrebbe dire che sono una persona di fiducia e che non ucciderebbe, non darebbe fastidio in un certo modo ad un altro essere umano. Penso che quella base di conoscenza... Buonasera quello. La sedia quella.
penso di essere un minimo di fiducia per come mi esprimo e quant'altro, no? Assolutamente. Ok, ora. Sta facendo Ora. troppi preamboli, ti ha detto Francesco. Ora. Mettendo tu... No, Francia, è un ragionamento, perché alle cose ci si arriva con un Uniamo i ragionamento. punti. Ora, Regan, su punti dove tu hai dato risposte, quindi è tutto un discorso collegato. A te sembra normale che Francesco abbia 2 sorelle e non me le vuole neanche presentare? Io avrei il piacere di conoscere le sorelle del mio amico. Niente, Regan, non so, la leggenda narra che sono state viste una volta in foto, una volta io le ho viste in foto, si è sentito qualche volta in conversazioni private qualche voce in sottofondo così, non me le vuole presentare. Non posso Regan, ti sembra... e quello parla di Dragon Ball, cioè ti sembra normale sta cosa, Regan? Gesto da pavido. Regan, ti voglio bene. Grazie, Regan. Grazie, Regan. Non dico ci devo uscire, devo fare il sozzo, devo fare qualcosa. Ciao, sono Vincenzo, l'amico di Francesco. Punto. Niente. E ti aggiungo anche il plot twist. A Gianmarco l'ha fatto fare. Sì. 2 punti. Punto e virgola. Vai, ma sì, abbondiamo stasera. Parentesi graffa, l'apriamo? Vai. A te se sembra normale tutto questo? Io non lo so, veramente. No, io guarda, Un atteggiamento terribile. brutto esempio. Questa è la parola Poi giusta. va là, prende, fa, io conosco tutti i giochi del mondo, li ho giocati tutti. Francesco, a Vabbè. Bravely Default 2, dai, che cos'è Vabbè, questo allora, qua? Non già lo ma- conosco. Anche Non lo so. i migliori sbagliano. Una svista può capitare a tutti. Ma non lo ammette, però. Ecco qua. Gianmarco alla capocchia È interdimensionale. finita, ormai. Vabbè, allora. Grazie. Ah, che bello. Dopo sta risposta di Regan mi sento più leggero proprio. Ah. Madonna mia, che bello. Ma c'è Marcone! Allora, che ci conviene portare sumo? Ah no, aspetta, non ci conviene fare bella Ho cosa. dimenticato più giochi di quanti tu ne possa mai scoprire. Però mi sembra che Francesco, vedi, Cioè, non ma- sai accettare la verità dei fatti. È una cosa oggettiva, Francesco. Mi dispiace. Ha dato che a te piace molto questa parola. Ora, zitto e succa. Dai, su. Dai, Francesco. Dai. Vai a giocare a basket con i Wildcats. Ma perché? Perché lui è Troy Bolton. Ah, ok, va bene. Per forza. Va bene. Poi vuole fare il fenomeno. Oggi stavamo parlando. Tutto quanto. Sparisce. Ah, tu sai poi che cosa ho fatto io oggi? Che è successo? Allora, io stavo per entrare in call con Martina per quella cosa e vedevo che c'era gente nel mio canale Discord. Sì. Ho visto che c'era lui collegato, c'era Martina collegata in cuffia. Ho detto allora Vincenzo iniziamo la presentazione eccetera eccetera. Ho detto aspetta, devo fare un gesto d'affetto e di portafortuna. Quindi sono entrato nel canale nostro Discord, ho preso Francesco da un server, l'ho buttato in un altro, poi l'ho ripreso e l'ho rimesso a posto. Così. Una buttata. E spiegavo tutto a Martina nel frattempo. Ha detto ma perché gli fai questo? Perché gli voglio bene. È ovvio. Ecco qua. Per ecco. affetto. Quindi così Francesco capisce perché all'improvviso è stato spostato cose varie. Avete per caso già parlato di Monster Hunter? Do- Stasera no. In realtà Non ancora, no, domani. Domani si fa tutto. Io sono pronto. Domani io devo festeggiare giocando a Monster Hunter. Anzi, fammi vedere pure che ore sono. Ok, una mezz'oretta e sarà tutto chiaro. Allora. Ok. Sì, Regan, no, quello, il cock rating ne parlavamo perché Francesco non lo vuole fare. Fa tutto il fenomeno e poi non vuole fare un po' di cock rating fra amici. Boh. Francesco in generale, più che altro qualunque cosa gli proponiamo noi, nello specifico io, no. La risposta è una e una soltanto. Lo No. faccio io. Ok, quello.
89 è l'anno di nascita o sono i centimetri? Perché lava una a un certo punto, due Se sono i domande. centimetri hai vinto tu. Allora, si è sbloccata una nuova zona. Però a noi ci conviene partire da su. Una pesciata tra amici, bravo Reagan. Niente, guarda, Francesco ci ignora, vedete come fa? Prende e ignora. Sono i neuroni rimasti. Vabbè, quello 89 già. Vabbè, già comunque un bel numero, lascia fare. Almeno si fanno compagnia, cioè un gruppetto pieno, nutrito. Penso che ognuno di noi durante la nostra vita ha assistito a persone che non conosce, che ne avevano forse una decina, una quindicina, quindi 89 già è un buon numero. Ah, che faccia tosta allora. Ah, aspetta, una cosa potevo fare. No, equipaggiamenti no, aspetta. Ci conviene fare prima un pochino di soldi. Allora. Facciamo così. Iniziamo a salvare qua. Sì. Almeno così. Save di sicurezza. Ci siamo tolti. Nel mentre, Allora. quello, come è andata la tua giornata? Tutto a posto? Ne dobbiamo trovare un altro qua. Fa la pausa sigaretta nella smoke room, là. Sì, ci sta. Ragazzi, siete minorenni, non potete fumare. Poi vediamo dall'altro lato. Ci facciamo almeno questi piani qua per... Salve. Siamo tornati. Salve. Sbloccato Goku Super Saiyan qua. Ecco. Bravo Francesco. Ma Cioè, quindi è ragazzi, canonico? Vedete come... No. Posso andare a dormire, è vero, si deve svegliare presto domani, è vero. Francesco, buonanotte, ti mando un vocale domani mattina, ascoltalo. Mi serve il tuo aiuto. E poi ci sentiamo domani quando torno da lavoro, Francesco, preparati, dobbiamo giocare insieme. Se i server non crashano. Eppure quello può essere. No, però penso che dai. Tutto a posto solo perché mi sono rimasti abbastanza per riuscire a fare una sinapsi. Meno male. Già è molto meglio rispetto a molte persone che ci sono in giro. Lascia fare. Meglio pochi ma buoni. Allora, di qua non c'è nient'altro. Muri fantasmi non ci sono. Tutto a posti. Allora. Quindi ora dovremmo trovare anche il bello e dolce bambino. Purtroppo non gioco con i bastardi che non apprezzano una cosa migliore uscita da Dragon Ball. Ricordiamo sempre parere tuo. Però io ti voglio bene. Sì. E siccome mi boffi le palle ogni volta che vuoi giocare con me e non giochiamo mai a niente insieme, io te l'ho detto, poi fai quello che cazzo vuoi tu, non vuoi giocare con me, vaffanculo. Nel dubbio, Suka. Nel dubbio, Suka. Quindi ammazzati. Tanto domani poi prendi e mi chiami come al solito e fai già Marcone, c'ho il pallone. Ah, questo è il vostro buongiorno, questo Sì, qua. sì. Ah, ok, vabbè. Come ogni volta, quindi mo vai a dormire e ciao. Suka. Quindi adesso voi altri sapete che mentre siete a vivere la vostra vita, a fare le vostre belle cosine, ci sono due deficienti che si parlano così. Sì, sì. Sì, a questo punto. Facciamo così. Una botta di fuoco. E tanti saluti. Tutto normale. Sì, tu sempre. Sì. Iare. Poi quello in realtà non è che se n'è andato a dormire. No, perché non ha salutato, quindi non è andata ancora a dormire. Quello sta sotto, quella era la sua tattica d'evasione, perché sa benissimo che quello che ha detto Reagan è vero. Quindi no, lui mo si è messo in disparte e sta studiando qualche altra cosa per risponderci in qualche modo e poi provare a fare un attacco. Ma fa Gianmarco, dai su un po'. Dai Gianmarco. Papone. Così parla. Questo è l'episodio crossover, questo qua. Parla Ok. sempre così. Oh, il bimbo Peppo. Arturo. Ciao bimbo. Ero andato a prendere l'acqua. Buonanotte, ecco qua. Mo già Ecco, salutato. appunto. Ciao Francesco. Buonanotte Francesco.
riposa bene. Speriamo che resti sveglio tutta la notte. No, 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 no. Bastardo. Oh, Francesco adesso fa il pisolino, dorme. Domani si alza, Tra attiva 5 Monster ore si deve Hunter. svegliare, boh. In realtà un po' di più, però. Allora. Allora, comunque stiamo prendendo qualcosina, come soldi stiamo a 70.000 più gli oggetti che stiamo prendendo e che poi vendiamo appena usciamo da qui. Eccolo là. Io non capisco perché le cuffie fanno questo oggi. No, va bene Gianmarco, va bene. Basta che ci fa giocare. Siamo contenti. E tutto ciò ho cambiato anche connessione, lo zio. Mo in settimana mi devono venire a mettere la Ah, connessione. ok. Ho preso Fibra? Skype Wi-Fi. Fibra? Con la fibra. Ah, Skype ok, Wi-Fi buono. con la fibra. Fatto bene, cioè il canale preferenziale che mio padre ha fatto Sky quando è uscito. Mm. Quindi abbiamo il canale, il numero Ah, apposito. buono, buono. Qualsiasi problema copre pure bene nella mia zona, quindi prendo e su. Poi, beh, Sky Wi-Fi top. un fratello, ancora oggi, tutti i giorni. Potentissimo. Io per avere la fibra che ho adesso che va C'era abbastanza proprio. bene, io ho dovuto combattere un Mi anno e ricordo, mezzo. io c'ero. Un anno e mezzo ho Sono dovuto sui 600 combattere. fissi, perfetto. Io poi purtroppo non posso giocare in LAN col cavo Ethernet. Che non posso farlo passare stando in soggiorno, se no avrei messo anche quello dietro la play. All for you. Io fortunatamente capito il fatto che mi rifeci camera. Ci ho speso un pochino in più, però mi sono fatto fare tutto il passaggio dei cavi. Fatto bene. Che io giocavo Death Stranding all'uscita con la play collegata col wifi. Era più le volte che ero offline e il modem era di fronte. Sì. Quindi non ho fatto passare cavi di categoria 7 per tutta la stanza, eccetera, eccetera. Settati, messi a posto, sistemati. Perfetto. Via. Io e Regen condividiamo troppe cose comunque, sta diventando. Io continuo a dire che Regen è un mio account secondario. Sì, potrebbe A essere questo sta punto cosa. la verità è solo questa. Io bestemmiato sì. i morti continui. Sì. Spesso purtroppo sì, anche io ho avuto spesso problemi. Infatti mi hanno messo questa, sto cercando solo di capire perché dovrebbe essersi attivata quella ancora più veloce ma solo in alcune zone. Bisogna vedere se Faccio copre. le ricerche a modo mio, mi dice che qua copre, però ogni volta che chiamo non riesco mai a trovare qualcuno che mi dice no, non è così. Quindi io continuo a provare ogni tanto perché se si può fare l'aumento, però già così va bene, però i momenti di c'era un momento in cui se accendevamo io e mio fratello e mio padre la TV eravamo a turno a quelle che eravamo sì. no, non c'è era un casino. Ha detto Regen a quanto ti va? Ah, la full a 100 c'ho. Faccio uno speed test e ti dico a quanto mi sta andando adesso. Nonostante la live attiva 2,72 il download e 70-80 in upload. Viaggia fortunatamente un bel po'. Allora da te no, ci conviene venire dopo, non adesso. Allora, quindi nuovo passaggio. Io con 30 in download e 15 in upload.
No, ti ho detto, ci ho lottato un sacco di tempo e sono riuscito ad avere proprio il collegamento. C'ho quella proprio diretta al cabinato della fibra. Che fortunatamente chiedendo, richiedendo 50.000 volte, facendo diversi controlli, eccetera, eccetera, poi è uscito fuori che è venuto il tecnico, è stata una giornata intera e mi ha fatto passare il cavo da la centralina che ho di fronte direttamente proprio per il vano dell'ascensore. Ha fatto il suo lavoro, che quando fai un lavoro fatto bene la differenza si vede. Messo il cavo all'interno, mai avuto un problema. Monster Hunter messo lì 10 minuti, un quarto d'ora, già scaricato tutto, Sì, tutto sì. a posto. No, ma infatti pure con la Sky Con la linea ho va avuto bene. culo, poi ma parecchi sto sentendo che ne stanno parlando di quella di Sky, Perché comunque Sky sta pieno di soldi. Quindi fare una connessione che faccia schifo non No, ma fa pubblicità. siamo nel 2025, le connessioni e internet si è capito ormai che è una cosa che servono. Quindi se dai un servizio fatto bene, comunque alla fine male non fai. Ho detto, non vedo l'ora che mi vengono a mettere tutto. No, ma mo che va la connessione, vedi, ti cambia proprio tutto l'ecosistema tuo Già non va giornaliero. male, però sta iniziando a creare problemi pure mo. Onestamente non c'ho poi. Allora, però... Aglia... Allora, diminuisce attacco. Diminuisce attacco. Ottimo. Trovata debolezza. Ok, tu hai preso botte. E che anche il ghiaccio. Che culo. È entrato il ghiaccio giusto in tempo. Aia. Quindi ce l'hai con la scrivania Sì. stasera. Mi vengono dei pruriti al ginocchio ogni tanto, puntualmente quello che c'ho più storto. Ma che cacchio. Questo è stato culo. Pulovic. Questo è stato culo. Pum pam pim pam pum pam pim pam. Ok, fatto. Boss artiglio. Io sono la cugina di terzo grado del nunzio. Tu qua non puoi passare. Signorina, si tolga. Si tolga, ci abbiamo un attimo da fare delle cose. Muro di fuoco. Ok. Io non so perché faccia sta cosa la cuffietta stasera. Così. Non lo so, veramente. Una spada frusta. Là. Va bene. Quindi l'amore ha portato a questa ragazza a fare un gesto sconsiderato. Le abbiamo salvato il cuoricino. E quindi possiamo andare. Però. Spada frusta è buona, spada frusta. 136. 79. È la frusta con le Frusta lame. allungabile dotata di lame. Affare fatto. Quindi specchio delle mie brame. E possiamo continuare a scendere. Allora. Al massimo la volta successiva nel blocco precedente dobbiamo recuperare il timbro di José. Sì. Mo meglio fare un pochettino di esperienza qua. Ok, uno dei bersagli è qui. Quindi adesso zona nuova, nemici nuovi qui potrebbe essere un pochino più difficile. Allora intanto ok. Salve. Salve, voi non vi fate niente. Ok.
Questi non si fanno niente, Gianmarco. Ok, però con un all out li facciamo fuori, ok. Belli croccanti erano. Mamma mia. Alfonso Frizzantino. Mamma mia. A me il tizio dei cablaggi ha consigliato Iliad e Sky. Sì, quello poi comunque dipende sempre dalla zona, poi uno come è messo. Io a livello telefonia c'ho Wind 3. Pure io. Ce l'ho da un bel po', dove vado comunque c'ho... Ah no, pensavo era saltato l'audio perché non c'era, ho detto che altro è successo adesso. Ok. Poi ci sono punti dove capita che qualunque operatore comunque non c'è. Però già pensare rispetto a soltanto un paio di anni fa, ragazzi, le cose sono migliorate un bel po'. Sì, assolutamente sì. Allora il mondo fuori è sempre una merda, ci sono sempre i problemi, c'è sempre tutto. Però almeno i telefoni vanno un po' come... Già almeno una cosa positiva c'è. Una piccola vittoria. Luca. Sucalo proprio direttamente. Dai Morgana. Cosa sei debole tu? Se ce l'hai una debolezza. No. Tuono lo zio perché c'ha l'armatura fatta di ferro. Tu dici? No. Oh no, non fare il Pippo Baudo. Non lo fare. Vai a terra. Grazie. Quando telefonavano a casa saltava la linea. Madonna. Anche a me succedeva. Ragazzi, io non ricordo tutte le età, non ricordo tutto. Io Vabbè, tu hai sono vissuto un vissuto periodo durante brutto. l'età del 56k. Qui, Un casino. esperienza mistica, suprema, definitiva, formativa. Molto. Oh, buonanotte quello. Poi quello, buonanotte. Aglia. No, media ci vuole. Allora, colpo birichino. Sei un figlio di buona... No, va... Suca. Era talmente potente che ha fatto cambiare l'audio il colpo di quello. E muori per l'amor del cielo. Niente, no. Usare le armi non serve a niente. Non contro di lui. Non ti piace proprio niente a te, proprio niente, Suca. Però gli sta schivando. E ci ha abbassato la precisione, quindi stiamo avendo un culo così. È l'illusione pure. E l'illusione pure, Quindi sì. Dovrebbe colpire più facilmente. Allora. Media ce la facciamo. Vai giù. Vai giù per l'amor del cielo. Ok, aspetta, forse... Ok, fatto. Ok. Allora, intanto so soldi. Livelli, ottimo. Per forza. No, è questo è proprio, hai capito? Però al posto di... Lo zio, io togliere il flash notturno. Lo usiamo di meno di solito. No, buffo perché comunque ci abbiamo altri di ghiaccio. Ci abbiamo pure Yusuke. Mepatra. Vertigine, amnesia, sonno, fame di tutti gli alleati. Poi togliere E Mepatra. sblocca Diarama dopo. Dopo sblocca Diarama. Allora.
Ok, siamo anche in tempo. Quando ci metto 5 minuti a dirvi tutto. Allora. Quindi. Allora, al momento salviamo qua. Anche perché comunque, vista la giornata, stacchiamo un po' prima stasera, che un po' di riposo male non fa. Allora, Egen, ci sei ancora? Che è rimasto ancora attivo. Tanto ve l'avevo detto in questi giorni che è venerdì. Ok. Allora, giusto 2 minuti che si riordinano un attimo le idee nel cervello, che è una notizia che riguarda comunque pure il canale e pure altre cose. Quindi se a me mi piace dirvi le cose per come sono, per come stanno. E ti anticipo che è una cosa a cui puoi partecipare anche tu e dare un supporto. Facendo una piccola e semplice cosa che ti spiegherò alla fine. Ma si va pure bene con questa musica in sottofondo. Sì, tu. no, è sempre bello. Ma adesso c'è pure la faccia di Francesco con la maschera di Anni in testa. Non ti lascerà mai. Ecco, quella è una delle persone che svegliandomi e vedendomela davanti all'improvviso per qualche scherzo o qualcosa, io rimarrei un attimino proprio... Cazzo ci fai tu qua? E lui è fuso. No. Allora. Devo essere fiscale con l'orario perché mi piace fare le cose con un senso e sta cosa il senso ce l'ha, quindi solo un minutino d'attesa. Ho detto a mezzanotte, così. A mezzanotte deve essere. Deve essere scaramanta. Mi tolgo questo peso Ecco, e si perfetto. veda. Anche i fuochi. Ok. Io sta cosa in un modo serio la devo dire a qualcuno che non è della cerchia di amici e quant'altro. Quindi è stato scelto di dirlo in live. Allora. 39, 38, 39. ...55, 56, 57, 58, 59. Mezzanotte del 28 febbraio 2025. Giorno X. Giorno X. Regen, ci sei? Sì, stanno sparando i fuochi d'artificio, ma qua da noi capita spesso. Mi fa piacere che capita in questo momento e che la sto vedendo come un segnale positivo anche per quello che ti sto dicendo. Allora, Regen, non sarà una cosa facile, ma te la faccio proprio semplice. Tu da lunedì hai sentito, detto che ci sarebbe stato un annuncio perché avevamo bussato ad una porta e questa porta ci ha risposto, ci ha chiesto informazioni, ci ha chiesto di parlare di questo progetto con cui stavo lavorando con la mia amica. Regen, l'appuntamento è oggi alle 15. Non è che ci hanno dato settimane, non è che ci hanno dato mesi, non è che ci hanno dato chissà quanto. Abbiamo dovuto mettere su un palco con tutto quello che c'era sopra, non avendo le conoscenze, non avendo i numeri, non avendo i dati, non avendo niente. Che cos'è questa cosa? E giustamente per questo lo volevo dire in questa giornata ad una persona come te.
Regen, tu di tutte le piattaforme che frequenti per un motivo, per un altro, per tutto quello che fai nel quotidiano con l'internetto, diciamoci la verità, proprio papello come ci diciamo sempre le cose sul canale, tu ti sei rotto i coglioni perché non funziona mai un cazzo di niente? Tra hater, servizi che funzionano a metà, fai una segnalazione ma non cambia niente, vedi cose sui social di persone che fanno cose che non hanno senso logico ma continuano a salire mentre contemporaneamente... Oh, ti sei rotto i coglioni, dillo tranquillamente, scrivilo, mi sono rotto i coglioni. Vai, dillo, sfogati. Buttala fuori. Mi sono disintegrato i maroni. Ah, iniziamo a dire le cose per come stanno. Allora, Regen, te la butto in maniera scherzosa perché sarà la stessa. Io domani sarò davanti ad una persona che dovrà dire se quello che sto proponendo a te adesso può convincere persone che hanno i soldi. Regen, bel po' di più, quindi diciamo che è una di quelle situazioni dove se vai in un certo modo le cose possono cambiare, e noi domani a sta persona vogliamo portare questo. Hai presente tutti sti siti, tutte ste applicazioni, tutte ste cose che ti ho detto che sono una gran rottura di coglioni? Noi gli vogliamo portare l'alternativa. Che cos'è l'alternativa? Non ti preoccupare, non ti sto proponendo, suggerendo il nuovo Facebook o quant'altro, no. Esistono certi servizi, hanno i loro pro e i loro contro. Sta cosa qui vuole essere una cosa semplicemente diversa. Diversa, ma che ha una cosa che altri servizi non hanno, che verrà spiegata a tempo debito. Sono cose su cui io e la mia amica stiamo lavorando da tanto privatamente, nonostante l'idea è venuta su da poco di mandare sta cosa e di chiedere di essere ascoltati, ma io sto progetto già lo volevo fare 1 anno e mezzo fa tramite il canale Discord. Diciamo mi è stato detto tranquillamente ad un orecchio che sono la persona più pericolosa del mondo e che da me bisogna stare lontani, quindi il progetto, ahimè, non è decollato. Noi abbiamo messo in piedi una cosa semplice, funzionale, a basso costo, perché Regen, io ti dico sta cosa che non ho mai detto a nessuno in questo modo, quindi sarei libero di crederci oppure no. A me e alla mia amica, così come a Gianmarco, così come a te, così come a chiunque noi, ci servono i soldi. Ci servono, assolutamente. Ti dico a te una delle cose in anteprima che domani sarà detta a questa persona: guarda che se non si fa questa cosa, io e la mia amica non vi continuiamo a fare questa cosa qui. E che io e la mia amica, parlando oggi in un momento anche un pochettino più tranquillo, perché ti lascio immaginare, ci abbiamo davanti una persona che ci potrebbe far cambiare le cose. È una di quelle, noi siamo in modalità cecchino sul tetto, abbiamo un colpo, se dobbiamo fare qualcosa dobbiamo colpire domani in qualche modo. Noi ci siamo imposti già da adesso e verrà messo già nelle prime fasi di qualunque cosa porterà sto passaggio di domani, ci limitiamo lo stipendio mensile che prenderemo, punto. Non ci interessa di arrivare a vendere o fare qualcosa che ci faccia guadagnare i 10 milioni di euro almeno. Regen, mi credi? Ci ho provato a immaginare la mia vita a prendere 10 milioni, non so che cazzo ce ne devo fare, non lo so, non lo so, non ce la faccio. Quindi si è creato sta cosa tra me e la mia amica di dire: noi vogliamo lavorare, proviamo a cercare lavoro ed è un casino.
vai a lavorare e ti trattano in un certo modo, stiamo cercando di crearci qualcosa. Però pensando a cosa volevamo fare per migliorare le nostre vite, ci è venuto sinceramente in tutta spontaneità di dire: perché non offriamo un'alternativa concreta a quello che c'è? E domani presentiamo sto progetto dove... Perché te ne sto parlando qui? Perché uno dei punti diversi che vuole avere rispetto agli altri è proprio questo: le decisioni importanti sia a livello di funzioni che a livello di cose che verranno messe poi sulla piattaforma verranno fatte delle live su Twitch e ci saranno dei siti dove votare quello che vi piace, perché vi piace e come lo vorreste veder integrato. Ci sarà un modo per partecipare tutti i giorni e fare cose che altri punti non fanno. Ci stiamo studiando tante di quelle cose da poter fare dentro, ma tutto basandosi su una cosa: la sicurezza e la tranquillità di chi ci entra. Tu la vorresti una cosa così, però fatta per bene, concretamente, non solo a chiacchiere, come diciamo qua a Napoli. Le cose fatte bene fanno sempre piacere. Allora, Regen, io mo ti do un'arma. Tu mo hai capito che io domani vivrò una situazione che non è da me, che è fuori dalla mia zona di comfort. Sarò in un terreno nuovo e accidentato. Tu vuoi darmi una mano mentre io sto facendo sta cosa? La puoi fare in una semplice mossa. Ti posso spiegare la mia idea? Quindi ti sto facendo già interagire su qualcosa che riguarda sto progetto, parlandotene qui. Che giustamente mi sono sentito il giorno prima per scaramanzia, per cose mie, ci sono persone che mi seguono. Sinceramente sta cosa gliela voglio dire in un certo modo un pochino prima. Allora, Regen, semplice, alle 3:10, quindi alle 15:10, mo so 15:10, 15:09, 15 e qualcosa, non è importante essere puntuali. A me la riunione con questa persona inizia alle 3. Io dirò a questa persona di questa live fatta ieri, se tu te la senti, se tu vuoi, se a te fa piacere, basta semplicemente che per le 3:10 mi tagghi in una foto su Instagram, mettendo semplicemente una foto di ciò che a te dà più forza e me la mandi, perché io mi sto immaginando il tutto come: so Goku, datemi l'energia sferica, tutti aiutatemi con questo scontro. Io durante la conversazione con una persona del genere farò sentire che c'è la notifica e gli dirò: guarda, ho chiesto un favore, una cortesia, un gesto d'affetto ad una persona che ho conosciuto in un certo modo. Questa persona poteva fare o non fare sta cosa. Semplicemente parlando e dialogando in modo corretto e portando il giusto rispetto, questa persona ha fatto una cosa di cuore. Se funziona questa cosa per una persona, perché non farla per altre persone buone come Regen? Poi naturalmente il chiederti sta cosa è nella piena tranquillità che uno, il tuo nome non verrà detto e quant'altro. Se non la puoi fare perché c'hai i tuoi impegni, il tuo lavoro, studio o quant'altro, non ti preoccupare, era semplicemente un effetto scenico durante una presentazione per fare colpo sull'altra persona. Starò in laboratorio ma ci proverò. Ok, anche perché già con questa risposta mi sollevi un pochino il morale, perché io so che Regen con questo pensiero durante le 3, pure che non riuscirà ad avere il tempo di farla sta cosa, si ricorderà di me, mi rivolgerà un pensiero carino e un buon augurio da lontano. A me va bene anche così. Quindi se è un problema che te sta cosa, non farti proprio nessun tipo di problema. Ora però, Regen, c'è il plot twist a questa storia. Regen, lo vuoi il plot twist? Quindi tu già hai capito che io domani sto con un palo nel culo, no?
Cioè è proprio un... cioè è capito, una situazione dove mi sono preparato tutta la rete di sicurezza, casomai proprio quello dice no, tu mai più per sempre non ti far vedere in questo circuito. Non penso che si arrivi a quello. No. Regen, tu sei quello, sei uno di quelli che l'altro giorno, anzi ieri soprattutto, hai visto la foto che è apparsa sul mio Instagram, no? Ok, allora, Regen, quella situazione verrà al momento opportuno snocciolata anche in live. Verrà spiegato, verrà fatto tutto per bene, che ho capito, fai le cose con calma, per bene, le cose possono andare in un certo modo. Allora, visto che la mia vita, ho capito, è un susseguirsi di eventi comici messi nel giusto settore, nel giusto momento, in un determinato modo, diciamo che contemporaneamente, per una serie di fattori che non sto qua a dirti, Regen, per tutta una coincidenza di movimenti astrali, tempistiche, fuso orari, invio di messaggi, risposte, per tutta una serie di cose, io domani saprò, mentre sto iniziando a parlare alle 3 con questa persona che è il primo palo nel culo, la persona che ha ricevuto quei fiori inizierà a vedere un video che ha ricevuto da me, dove c'è una semplice e tranquilla romantica, no, c'è una semplice e tranquilla domanda di carattere romantico, non seria, non eccessiva, non disturbativa, non, è giusto un ehi tu, senti. Quindi, mentre io sto parlando con quello, so che lei sta aprendo sto video. Si potrebbe definire la mia giornata come un doppio palo nel culo, Regen. Cioè, a qualcuno di esterno la devo raccontare sta settimana come sta andando, perché sennò poi dici, ma è a me che sta succedendo? Sì, quindi... Schivando corsi. Come Lucio. Allora, Regen, io un giorno spero di... che già c'è un'idea di chiederle una sorta di collaborazione. Naturalmente io devo prima capire determinate cose e tutto. Gianmarco è il mio consulente di sanità mentale, quindi lui è ben informato e conosce i passaggi di tutta questa situazione. Regen, c'è un altro colpo di scena. Regen, forse Gianmarco è testimone, gliel'ho raccontato prima. Per tutta una serie di coincidenze astrali, per tutta una serie di fattori che esulano dalla mia solita dose di fortuna, per una singola parola detta al momento giusto, in una delle cose che ho detto in questo video, con qualcosa che ho notato oggi in una parte social, mettiamola così, forse mi sono creato l'auto assist per far rovesciata ad una porta semivuota. Cioè la porta è lì, c'è il pallone, io faccio sforbiciata, colpo va dentro. Io però non so giocare a calcio, quindi vorrei fare il tiro ad effetto però non lo so se... Quindi domani sarà una giornata bella piena. Perché ti ho raccontato pure sto cazzo mio personale? Per farti capire la mia modalità di... Capitan Tsubasa. Sì, non sono Tsubasa, però ti ho raccontato sta cosa per farti capire il mio punto di vista sulla giornata di domani. Regen, allora, io domani parlerò a questa persona in questo modo qua, raccontandogli i giusti dettagli su questa storia qui, per fargli capire una semplice cosa. Senti, ehi tu, dietro di te c'è quella persona, cortesemente, mi dai una mano ad arrivare là? Io devo solo arrivare là. Mo vedi tu cosa devi fare.
Mi di tu cosa quali informazioni vuoi, quali dati tecnici, quale cosa, qualunque cosa tu vuoi, io devo arrivare da lei. Punto. Devo capire un attimo, perché Un attimo. nella mia vita 1 più 1 ha sempre fatto 662. Per una volta, andando piano, 1 più 1 fa 2. Ok, 1 più 1 fa 2. Scusami, 2 più 1 quanto fa? 3. Ah, aspetta un attimo, aspetta. Fermo, mo. 4 più 2, perché poi fai la domanda a trabocchetto, dici magari Ma fa 6. fa 6. Dici, oh, aspetta un attimo, perché qua... 7023. Quindi sta persona domani vedrà un video dove c'è scritta questa frase qua, ed è questo quello che il punto su cui vorrei farti arrivare. Io non posso presentarmi in un certo modo semplicemente dicendo che sono una buona persona, io lo voglio dimostrare, mi servono le prove. Sto progetto nasce da parte mia per il voler fare del bene e aiutare per quanto possibile altre persone, soprattutto sul lato social e nel conoscere persone, che ormai conoscere persone è diventato possibile. O ti rischi la galera, o ti rischi di venir menato, o rischi che ti rubano qualcosa, o rischi e c'hai soltanto problemi. Quindi mi piacerebbe creare qualcosa di buono e di funzionante e di concreto per persone come te, buone, comprensive, che si sanno comportare, anche per guadagnarmi io la possibilità e la faccia di presentarmi in un certo modo. Penso che sia uno scambio equo per tutti, non commetto peccato se sono queste le mie intenzioni. Regen, hai i miei sentimenti e il mio cuore completamente in mano in questo momento. Attenzione alla risposta che dai. Attenzione. Tanto ci siamo pure con l'ora e ci ho messo pure meno del previsto. Anche perché se Regen non mi vanno a fanculo, che è persona seria, io domani posso affrontare questa persona tranquillamente. Regen non risponde, ha fatto blocca canale, ha detto ma che vuole questo? È morto. Ha bloccato tutto. Io ti posso dire solo segui il cuore. Il cuore delle carte. Sempre. Regen, ti ringrazio, perché questo è quello che dirò domani a sta persona. Io sono venuto qui e ti dico questo in questo modo qua, quindi se sono riuscito a farlo capire a te, posso farlo capire pure a sta persona. Quindi domani come va, noi comunque domani si dà il 101%, e detto in tutta tranquillità. L'ho detto anche alla mia amica oggi, però non le ho detto che cos'è nello specifico. Ho detto io 5 minuti prima che entriamo nella chiamata con questo devo sentire i tamburi della liberazione di One Piece, perché sennò non mi carico. Quindi io ho un incontro importante di lavoro, una cosa seria che potrebbe cambiare le situazioni, così, che riguarda anche forse una sfera sentimentale, forse qualcosa, non so. Forse del fan. Io sento i tamburi della liberazione 5 minuti prima, perché sennò non mi concentro. Il resto andrà alla grande. Noi ci siamo preparati anche altre cose, eccetera, eccetera. Credici, l'unica cosa che vogliamo cercare di offrire alle persone è un posto tranquillo. Possibilità di parlare, possibilità di fare tutto, possibilità di interagire e conoscere altre persone tranquillamente, con un dettaglio che fa la differenza, e non posso dirti perché credo che sia una cosa, abbiamo fatto dei confronti con ChatGPT perché ci siamo preparati a modo nostro, ci è stato consigliato di brevettarla sta cosa, quindi non la dico in live non perché non mi fido di Regen, ma questa cosa è una delle cose che già nella scaletta che ci siamo fatti di dirla a tutti tranquillamente. Ti ha scritto qualcosa? Anche perché sono dell'idea che tenere le cose immobili sia un peccato. No, ma di fatti noi ci è venuta sta cosa, la proviamo a fare e la portiamo perché si può fare bene, si può fare e si può dare un posto tranquillo alle persone con i mezzi che ci sono oggigiorno ancora più facilmente. Il problema è che non utilizzando una
cosa semplice, non è crea un sito, entra, fai XY, eccetera, eccetera. Ci servono persone e noi i soldi per queste persone non li abbiamo. Hanno detto che ci vogliono ascoltare e fare cose, quindi mo adesso vediamo che succede. Però mi fa piacere che a te sia piaciuta, perché lo so che ti sto vendendo una scatola chiusa in questo momento e che non c'è niente visivamente, però se già l'idea sono riuscito a fartela piacere ed è una cosa che vorresti, a noi sta cosa ci rincuora. Infatti la mia amica non è potuta venire in live stasera, a parte che non gliel'ho chiesto perché non è il suo mondo, non bazzica su queste cose qua. Però quando domani mattina le dico c'era una persona, gli ho detto questo e ci ha detto di seguire il cuore, hai tranquillizzato con la tua frase anche un'altra persona, quindi grazie. Ora, momento serio è finito. Io devo andare a provare a dormire, ci devo provare, anche se penso starò così sul letto tipo Gollum, ancora coi fogli ad aggiustare cose, quindi domani quello vedrà uno zombie così. Quindi domani fase di restauro, barbiere, parrucco, trucco, incipriata, tutto. Metto pure 2 mutande in più, così gonfio il pacco. Bravo. Non si dovrebbe vedere, però nel dubbio... Metti caso, fai vedere un bel pacco. Lascia stare. Quindi, che la forza sia con me... che la forza vecchia sia con me, la forza nuova, quella che hanno provato a fare, non è stata di mio gradimento. No, reghe. La vera forza. Però a quanto pare, notizia di stamattina, ecco, chiudiamo con una nota piacevole. Vai. Sembra strana, io non l'avrei mai detto, guarda. Vai. La director Catherine, non mi ricordo il cognome. Balivo. No, non è Catherine Balivo. Sembra che sia stata cacciata da Lucasfilm e dalla Disney. Sì. Quindi non metterà più mano su Star Wars. Ma Incredibile. ora, io amavo Star Wars, l'ho già detto. Me l'hanno rovinato. Tu mi hai fatto uscire una serie prequel ambientata 1000 anni prima, dove hai cambiato tutta la lore dei film che sono venuti cronologicamente dopo. Mo come ce ne scimma aggiustare la trama in questo modo? Cosa fai? Un film ambientato 5000 anni prima che dice che quello che succede 5000 anni dopo non è esistito? Lo come fa? Per forza. No, Reagan, che la forza sia anche con te, giovane Jedi. Però ma come apparammo sta trama di Guerre Stellari? Non si può fare. Buonanotte, Reagan. Buonanotte. Noi ci vediamo domani sera, vediamo di studiarci la giornata. Io dopo quello che succede domani devo Monster Huntare, non mi interessa, quindi domani sera live di Monster Hunter. Noi vediamo di organizzarci e vediamo quello che possiamo fare. Basta. Ci vediamo domani. Buonanotte, Regan, grazie mille.